Buongiorno, buon martedì e benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle e Antonio Calligaris della Lega. Se volete parlare con i nostri ospiti potete farlo, vi diamo questa possibilità ogni giorno qui chiamandoci alla diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo naturalmente anche la rassegna stampa, poi i collegamenti esterni, ma cominciamo subito con la pagina del Tempo che oggi subisce un cambiamento. Allora andiamo a vedere la pagina dello Smeralpa regionale, la situazione generale, l'anticiclone si ritira e favorisce l'afflusso di correnti umide occidentali di origine asiatica, quindi atlantica, scusate, quindi oggi martedì 5 maggio cielo coperto con piogge sparse intermittenti da deboli a moderate, più probabili nella parte centrale della giornata, quota neve a circa 2300 metri, temperature massime in deciso calo, mentre per domani mercoledì 6 maggio cielo da nuvoloso a coperto con rovesci e temporali sparsi che nell'arco della giornata potrebbero portare piogge in genere abbondanti, anche intense tra le Prealpi Giulie e l'Isontino. Quota neve a circa 2300 metri, sulla costa in quota, sulla zona montana soffierà vento moderato da sud o sud-ovest, mentre per dopodomani, giovedì 7 maggio, previsione ancora incerta, cielo da variabile a nuvoloso con possibili rovesci e temporali, più probabili però verso la zona montana nel pomeriggio sera. Localmente le piogge potrebbero risultare abbondanti, sulla costa potrà soffiare vento moderato da sud. Allora andiamo a vedere anche la tendenza per venerdì, ancora incerta, ma vediamo che cielo in genere variabile con possibili rovesci sparsi su tutta la zona montana nel pomeriggio, venti deboli a regime di brezza. Questa è la tendenza appunto per venerdì 8. Queste le previsioni del tempo, andiamo a vedere i giornali in edicola quest'oggi e andiamo a vedere le prime pagine a cominciare dai giornali locali, quindi Il Piccolo. Startech e caccia ai soci, ancora niente stipendi, industria triestina in crisi, prudenza e nervi tesi dopo la riunione al Ministero, la Regione, il confronto prosegue, oggi tocca ai sindacati, paghe entro venerdì, dal rogo in azienda al raid nella sede del Piccolo, forse un unico autore, niente stipendi alla Startech di Trieste, saranno pagati l'8 maggio, lo dice il manager Novica Mrdovic Vianello, che a Ministero, Regione Confindustria assicura di essere al lavoro per trovare nuovi soci. Le istituzioni chiedono però impegni scritti. Oggi l'incontro con i sindacati e dopo il rogo alla Startech seguito ad altri episodi, scusate, con i danni alla sede del Piccolo che chi indaga ipotizza una sola mano anche per appunto l'atto intimidatorio alla sede del quotidiano locale. Vediamo anche la cronaca giudiziaria, 7 antagonisti processati per l'incursione all'università, militanti di Buriana pro Cospito. In una residenza per anziani, fisioterapista allungò le mani su una collega, rinvio a giudizio. Poi ancora pieno agevolato nei self-service, lo renderemo presto possibile, dice l'assessore Scoccimarro, la svolta grazie al QR code. I vigili triestini a fianco dei terremotati, si ricorda domani proprio l'anniversario, il 50° anniversario del terremoto del Friuli, nel 76 in Friuli, agenti in prima linea, 2 asili con i soldi della sottoscrizione e poi il racconto Io a Gemona nella caserma divenuta tomba di ventenni. Vediamo ancora Trieste Trasporti, sugli autobus decolla il pagamento elettronico. L'azienda dichiara lotta agli abusivi, salgono a 9 i punti vendita per comprare gli abbonamenti. Ancora all'interno qui vediamo di un bus della Trieste Trasporti. Rotta balcanica in Croazia, 4 migranti morti soffocati in un furgone al confine con la Slovenia, tragedia nella notte. Poi ancora sempre sulla prima pagina del Piccolo anche gli scenari internazionali, vediamo, poi li troveremo su tutti gli altri giornali, gli USA a Hormuz, ma gli attacchi dei Pasdaran non si fermano, Trump stretto, riaperto. Poi invece per la politica regionale Fedriga prevede mesi complicati, concreti rischi di stagnazione, economia provata dalla guerra. Il Nordio cerca i suoi tesori spariti, statue, carteggi, opere degli ex studenti. Qui vediamo il preside verde con un quadro di Kersicla. Vediamo l'edizione isontina, sempre gli stessi titoli, ma gli approfondimenti ci sono
su Gorizia e Monfalcone. Allora vediamo il comitato di Montesanto, quartiere di Gorizia, porteremo in Transalpina la protesta antifonderia. Poi a Monfalcone, caso Fincantieri, in aula le cifre del risarcimento restano riservate in Consiglio Comunale. Poi la svolta grazie al QR code, anche qui pieno agevolato nei self-service, presto insomma si farà. Hotel e case di riposo nel convento di Nostra Signora, l'ex complesso religioso a Gorizia acquistato da un gruppo austriaco, Suor Alma ormai troppo grande per noi. Andiamo a vedere gli altri giornali, quotidiani nazionali, a cominciare dal Corriere della Sera. Battaglia navale a Hormuz, questo è il titolo principale. Meloni, non condividerei un disimpegno degli USA e venerdì vedrà Rubio a Roma. Gli Stati Uniti aperto un corridoio per il passaggio, in fiamme cargo sudcoreano. Gli Emirati attaccato un nostro sito petrolifero, così dicono appunto gli Emirati. Mosca, Putin blindato, rischio attentato, golpe. Il Cremlino in allarme. Vediamo i miei 66 giorni ad aspettare nello stretto tra missili e incertezza, il racconto di un capitano, e il Regno Unito verso le amministrative, Polanski l'ecopopulista, sia ritorno nell'Unione Europea, noi verdi anti-Farage. L'inchiesta ai PM alle Camere su MPS, mostrateci le chat del Tesoro con i parlamentari. Convocati in procura per il caso Garlasco, le gemelle K e il fratello di Chiara. I legali fanno di Sempio un mostro. Morti in crociera nell'Atlantico, il caso hantavirus, l'epidemia. E poi qui in centropagina l'addio, oggi funerali a Padova. Zanardi, coraggio ed esempio, qui vediamo con Armani un'amicizia vera. Oggi l'addio ad Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Il ricordo di Leo Dell'Orco, il compagno di Armani, con Giorgio un'amicizia vera. Gran Montanà, la Svizzera non invierà più fatture. La Premier incontra il presidente elvetico, le famiglie non dovranno pagare, dice. Vediamo ancora altri giornali, La Repubblica, la battaglia di Hormuz, gli USA distruggono 6 imbarcazioni dopo che i Pasdaran avevano lanciato missili e droni, colpito sito petrolifero degli Emirati. Trump, se Teheran attacca, sparirà dalla terra, così si è espresso con il suo consueto modo il presidente statunitense. Bunker e controlli, Putin in paranoia, teme un golpe dell'ex Shoigu, la russa controflottiglia, propaganda non salva vite. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, appunto attacca gli attivisti della Global Summit Flottiglia. Sindaco e star in fuga a New York dal Met Gala, firmato Bezos. Poi a Garlasco, gemelle K e Marco Poggi in procura. Vediamo ancora La Stampa, Trump all'accusa di Meloni. Battaglia nel canale di Hormuz, colpiti 2 mercantili, Trump, affonderemo i motoscafi iraniani. La Premier, non capisco gli USA, l'Italia ha rispettato i patti ma vedrà Rubio. Fondi per l'energia, l'Unione Europea boccia il piano di Giorgetti. Vediamo anche il caso Garlasco che sta tenendo banco, anche qui Garlasco in procura, il fratello di Chiara, le gemelle K e i tormenti dei Poggi. E poi in centropagina, lunga vita ai cani, negli USA una pillola per la longevità degli animali che invecchiano come gli umani. Dal Bosco a Minetti, quei bimbi indifesi, i diritti, un approfondimento, un commento, e poi la Biennale ridotta a Palazzo d'Inverno. Il Fatto Quotidiano, Cipriani nega ma la cura era possibile in 8 ospedali italiani, cosa non torna nell'intervista del compagno. Sul caso Minetti, sul Corriere della Sera, l'imprenditore ringrazia Mattarella e prova a smontare quanto scritto dal Fatto, ma l'istanza per la richiesta di grazia continua a non tornare in tanti punti. Tagli alle intercettazioni, multe galera ai cronisti, tornano Nordio and Forza Italia contro chi le usa e chi le pubblica, pene fino a 5 anni e multe da 100.000 euro a chi cita gli atti non segreti. Lo chiedono i forzisti, il ministro vuole ridurre la spesa di 300 milioni all'anno. Andiamo ancora sul Giornale, Meloni un alto là a Trump, critiche scorrette su di noi, la Premier scettica sul disimpegno USA
USA della NATO. Venerdì incontro con Rubio. Qui vediamo soldi e balli sexy per Hamas, la pagliacciata della flottiglia. Troveremo anche su Libero la stessa cosa, rivoluzione casa, sgomberi più veloci, la sfida dell'illegalità, l'ultima bozza, appartamenti liberi in 60 giorni, stretta anche sulle morosità. Vediamo Libero, report che figuraccia, c'era una volta la TV di Stato, Ranucci costretto ad ammettere di aver detto una balla su Nordio, va in onda e abbozza mezze scuse, poi però si fa scudo con gli ascolti. Minetti, le foto di una vita normale, giri al parco con il bimbo come una mamma qualsiasi, e in Uruguay nessuna follia. Iran, nuovo attacco, USA pronti a reagire. Poi anche qui a Garlasco rispuntano perfino le gemelle K. E poi Sole 24 ore, la battaglia di Hormuz, l'Iran attacca Emirati e Oman, gli USA colpite imbarcazioni di Teheran, petrolio in altalena oltre $115, le tensioni colpiscono i bond, borse europee giù. Transizione 5.0, fuori software in cloud, 5 comunicazioni obbligatorie. E poi revisione del PNRR entro maggio, in gioco 1,2 miliardi da dirottare al finanziamento del piano casa. Deroghe al patto, no di Bruxelles, usare la flessibilità esistente, poi monopattini con targhino entro il 16 maggio, richiesta online, ritiro alla motorizzazione. Domani USA-Iran tra droni e propaganda, vediamo Meloni in ansia va a caccia di gas, attesa per l'arrivo di Rubio a Roma, gli attivisti della flottiglia raccontano gli abusi. E poi ancora non solo biennale, gli scontri a due spaccano la destra, da Giulia Meloni le coppie scoppiano. Torniamo sul piccolo, torniamo sul giornale locale per vedere gli approfondimenti soprattutto sulla questione Startech che è ancora in primo piano come lo è stata nel nostro telegiornale di ieri sera. Startech caccia ai nuovi soci per aumentare il capitale, ma stipendi ancora in ritardo. L'amministratore unico al tavolo convocato da Ministero, Confindustria e Regione dice le paghe l'8 maggio. Nuovo appuntamento già fissato per il 14, le istituzioni vogliono vedere impegni scritti. Gli assessori, monitoraggio attento sulla tenuta finanziaria e industriale in attesa dell'incontro previsto con i sindacati. Ieri abbiamo dato conto insomma di questo incontro nel pomeriggio, si è concluso davvero nel tardo pomeriggio questo incontro appunto sul destino della Startech, ex Flextronics. Allora rivediamolo insieme. Saranno erogati entro venerdì 8 maggio gli stipendi non corrisposti ai 320 lavoratori della Startech con il contributo aggiuntivo per il ritardo. Entro la settimana inoltre l'azienda dovrà fornire elementi sui futuri investitori dopo l'uscita di scena degli israeliani di New Photonics. Questa è la richiesta avanzata dal Ministero delle Imprese Made in Italy e dalla Regione nell'incontro di oggi con i vertici aziendali dopo l'allarme lanciato nei giorni scorsi dai sindacati per gli addetti della storica azienda di componentistica elettronica di Trieste. Tra una settimana si terrà una nuova verifica al tavolo ministeriale. Lo hanno reso noto gli assessori regionali al lavoro Alessia Rosolen e alle attività produttive Sergio Emidiobini al termine della videoconferenza di oggi con i vertici Startech, Confindustria Alto Adriatico e funzionari del Ministero. Nel corso dell'incontro hanno spiegato i due esponenti della giunta regionale l'azienda ha assicurato il pagamento delle retribuzioni arretrate entro l'8 maggio con l'aggiunta di un bonus a compensazione del ritardo. Contestualmente il Ministero e l'amministrazione regionale hanno richiesto all'azienda ulteriori elementi di dettaglio in merito agli investitori alternativi a seguito dell'uscita dei soggetti inizialmente coinvolti nel progetto industriale. Gli assessori hanno inoltre assicurato che continueranno a monitorare con attenzione la solidità finanziaria e industriale dell'azienda in attesa dell'incontro sindacale in programma domani e i cui contenuti saranno determinanti per il prosieguo del confronto. E infatti oggi dunque questo incontro con le sigle sindacali, ne dà conto anche il piccolo che riporta un commento che abbiamo ripetuto anche noi ieri nel telegiornale di Antonio Rodà, del segretario della UILM. Oggi si terrà in fabbrica l'incontro fra l'amministratore Mrdovic Vianello e i sindacati. Il segretario UILM Rodà sottolinea che la garanzia del pagamento degli stipendi è un primo passo, ma è importante chiarire su che gambe si potrà reggere il piano industriale, considerato che
altri le componenti societarie presentate sembrano non essere più della partita. Servono risposte certe. Nel settembre 25, un anno dopo l'annuncio di chiusura di Flex, al tavolo di crisi arriva Startech che rileva l'impianto assicurando di avere alle spalle l'israeliana New Photonics e il fondo Mountain X. Per 7 mesi l'azienda gode della stima di istituzioni e sindacati, ma la liquidità finisce e si scopre che i due soci si sono ritirati a dicembre senza che ne sia stata data notizia. Questo è il riassunto, insomma, della vicenda. Dalla cabina del gas alla sede di via Mazzini, la pista del filo unico, l'attentato alla centralina dell'azienda, di cui fra un attimo vi riparleremo con il nostro servizio, il rogo nella zona dei ripetitori RAI, i danni nell'edificio dove ha sede il piccolo, forse la matrice è la stessa. Depositate negli uffici della Procura le nuove informative sui 3 episodi da parte dei carabinieri e polizia. Allora, rivediamo insieme il servizio che dà conto proprio di questi incendi. Qui vediamo anche la cabina del metano nell'area Startech che è stata nel mirino di qualcuno, insomma, sabato mattina e ieri invece c'è stato questo episodio di intimidazione, insomma, all'interno della sede del piccolo. La solidarietà alla redazione, nodale la libertà di stampa, tutti ieri hanno espresso, insomma, solidarietà ai giornalisti, al personale tutto del piccolo al quale ci siamo uniti, ai quali, insomma, commenti ci siamo uniti anche noi. Allora, rivediamo insieme però il servizio di Gianluca Paladin sugli incendi di sabato. Si tratterebbe di un dipendente sospeso dall'azienda per episodi di squilibrio, ma ancora a libro paga. Emergono sempre più dettagli sull'uomo sospettato di aver provocato i 2 incendi all'esterno dello stabilimento Startech di strada al Monte d'Oro, l'impresa già al centro della cronaca per la crisi che sta attraversando e per la mancata erogazione dello stipendio a 320 lavoratori. Nella mattinata di sabato un rogo era stato appiccato a un albero situato sul lato di via Flavia, l'altro alla cabina del metano sul versante opposto, a poche decine di metri dall'ingresso principale dello stabilimento. In quest'ultimo caso, se gli addetti alla sicurezza dell'impresa non avessero agito tempestivamente spegnendo le fiamme con gli estintori, avremmo rischiato di raccontare una tragedia. Le indagini dei carabinieri sono in fase di conclusione e a breve la procura verrà informata. La visione delle immagini di videosorveglianza delle telecamere della Startech e della Illy è stata determinante per risalire all'identità del sospettato. Ai circuiti non è sfuggito il numero di targa dell'auto con la quale l'uomo, con il volto travisato, era arrivato in zona industriale. Aveva parcheggiato il mezzo a una certa distanza dallo stabilimento prima di compiere il raid. Rimane il mistero sul perché del gesto, se legato alla crisi aziendale, agli stipendi, a episodi pregressi o ad altre circostanze. Allora, ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere com'è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono il vice ispettore Lorenzo Catanzaro. Buongiorno. Dottoressa Buccarella, buongiorno a lei e a tutti gli telespettatori. Grazie. Sì, tra la serata e la notte di ieri, diciamo, sono state costellate da svariati sinistri, proprio di carattere solo di danni materiali, fortunatamente anche di lieve entità. Abbiamo avuto al bivio H un veicolo che è rimasto fortemente incidentato e ha un po' rallentato il transito veicolare in attesa della sua rimozione. Poi ci sono stati in via Ghega verso la via Cellini con un accostamento fra 2 veicoli, poi in via di Servole dopo la chiesa e un tamponamento in via dell'Istria. Diverso invece sulla provinciale 1 nei pressi del campo di Trebiciano del Primorez, un motociclista ha tamponato un'auto in serata sul tardi, rimanendo ferito fortunatamente in maniera molto lieve, quindi è stato particolarmente fortunato. E la notizia di poco fa, abbiamo la notizia di un investimento di pedone invece in via Colonia nei pressi del largo Tomizza. Al momento le pattuglie sono in arrivo, non è ancora nota la gravità dell'evento, speriamo che anche qui la situazione sia non esageratamente grave. Per la giornata di oggi è significativo che ricordiamo la cerimonia per la celebrazione dell'81esimo anniversario dell'eccidio di 97 finanzieri della caserma Campo Marzio, che si terrà questa mattina alle 10:30 presso la foiba di Basovizza, e vedrà anche la presenza fra gli altri del nostro nucleo gonfalone con la divisa storica.
e il nucleo sarà presente con un servizio d'onore in alta uniforme anche alla commemorazione che ci sarà dei caduti, che ci sarà in via Embriani, relativa alla celebrazione del 5 maggio del 45, insomma organizzata dalla Lega Nazionale, e sarà alle ore 9 in via Embriani presso la targa commemorativa che è apposta in zona, dove saranno anche deposte delle corone. Possiamo dire per oggi che si è conclusa la prima parte della deratizzazione intensiva del giardino De Tomassini, quello di via Giulia per capirsi. Il giardino dovrebbe essere riaperto regolarmente al pubblico e abbiamo avuto notizia stamani della chiusura, in ritardo di un giorno peraltro, della Galleria Carso in direzione Trieste in questo frangente, ed è prevista fino al giorno 28 di maggio. Al momento io non avrei altre notizie e comunicazioni e rimanderei al prossimo collegamento. Grazie, allora buona giornata e buon lavoro, ci risentiremo più tardi, grazie. Certo, buongiorno, grazie a voi, saluti. Allora, noi andiamo avanti, parliamo ancora di vigili urbani di polizia locale. Con il giornale andiamo a vedere che c'è tutta la pagina dedicata al 6 maggio del 76, l'anniversario del terremoto. I vigili urbani in aiuto da Trieste, il gruppo che operò a Gemona tra gestione del traffico e soccorsi. Fra l'altro vi ricordo che noi domani, mercoledì 6 maggio, saremo in diretta tutto il giorno su TV12, poi invece Tele4 si collegherà, appunto faremo la diretta a reti unificate dalle 14 in poi per seguire il pomeriggio la visita poi del Presidente Mattarella, della Premier Meloni e il passaggio anche delle frecce tricolori. Dicevamo i vigili urbani in aiuto da Trieste, il gruppo che operò a Gemona tra gestione del traffico e soccorsi, poi maxi schermo in piazza e frecce in sorvolo, Gemona attende Mattarella e Meloni. Domani il Capo dello Stato parteciperà al Consiglio regionale straordinario. 2 scuole dell'infanzia, un centro per anziani, la solidarietà dei triestini divenne realtà già dal 1977, l'anno dopo. I fondi raccolti tramite il piccolo vennero destinati a strutture per bambini e terza età. L'asilo di Pinzano al tagliamento, la prima opera in muratura realizzata dopo il sisma, e qui vediamo alcune realizzazioni. Poi ancora quel silenzio allucinante fra le macerie della caserma divenuta tomba di ventenni. La sera afosa del 6 maggio alla Goi Pantanali di Gemona, che ospitava 900 giovani di leva arrivati da tutta Italia, poi la scossa, lo sbigottimento e la ricerca dei sopravvissuti. Il crollo non avvenne subito, le palazzine tentarono come di resistere, negli ultimi secondi lo schianto agghiacciante. Dall'infermeria un paio di jeep si diressero verso il paese incontrando persone ammutolite dinanzi alle case perdute. La grande mobilitazione degli alpini in congedo, battaglioni trasformati in cantieri mobili e tutti i vari ricordi appunto di 50 anni fa del terribile terremoto che devastò il Friuli. Vediamo ora invece le parole del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Europa a rischio il sistema delle imprese. Fedriga: contesto difficile, soluzioni entro pochi mesi o conseguenze pesanti. La proposta sulle compartecipazioni con Roma. Forte apprensione per la crisi economica in agguato a causa della crisi medio orientale. Lo ha detto ieri in occasione ha parlato anche di province, certo al nostro microfono. Allora vediamo insieme il servizio relativo proprio al ritorno delle nuove province e poi sentiremo anche un altro intervento del Presidente Fedriga a un appuntamento istituzionale relativo alla giustizia tributaria. Vediamo. Il sistema elettorale delle future province del Friuli Venezia Giulia punta a garantire che chi viene votato dai cittadini sia effettivamente eletto e che ogni territorio abbia rappresentanza. E questa è la linea chiarita dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che interviene per precisare il modello allo studio della Giunta. Noi abbiamo un sistema, l'ipotesi, perché poi ne discuteremo ovviamente, non è che è scritto sulla pietra, ma con collegi uninominali di coalizione. Perché lo facciamo questo, che è il passaggio principale? Perché i cittadini finalmente quello che voteranno sarà eletto. Così, col vecchio sistema delle province cosa succedeva? Che se a un partito spestavano 5 seggi e nel sesto seggio però quello stesso partito aveva il candidato più votato di tutti, quello più votato di tutti non veniva eletto, facevano eleggere quelli che venivano dopo.
Non è normale che in un collegio dove i cittadini scelgono un candidato, quel candidato non sia eletto. Con i collegi di coalizione questo problema viene superato, e poi viene superato il problema che alcuni collegi potevano non avere l'eletto e quindi una parte di territorio rimaneva senza rappresentanza. Il progetto prevede un sistema misto, 2/3 dei seggi assegnati con collegi uninominali di coalizione, 1/3 tramite listini bloccati definiti dai partiti. In totale saranno 102 consiglieri, 30 a Udine e 24 ciascuna a Trieste, Gorizia e Pordenone. Nei collegi si confronteranno candidati sostenuti dalle coalizioni e sarà eletto il più votato senza meccanismi proporzionali. I listini serviranno invece a garantire il premio di maggioranza o la presenza delle opposizioni. I listini in realtà servono per andare a dare o il premio di maggioranza nel caso in cui i collegi uninominali non garantiscono un numero sufficiente per raggiungere quel premio, o garantire il diritto di tribuna dell'opposizione nel caso ci sia un successo straordinario della coalizione vincente e che quindi ci sia un diritto della coalizione di partecipare all'assemblea. Ma i listini servono a questo, non è che sono dei listini bloccati a parte, perché infatti l'ipotesi può essere anche che già i collegi determinino gran parte dei seggi e soltanto una piccolissima parte si parla di 1 o 2 eletti dei listini per forza politica circa. Resta l'elezione diretta del presidente, ma senza ballottaggio. Vince chi ottiene anche solo un voto in più. Il confronto politico dunque resta acceso anche dentro la maggioranza, mentre dalle opposizioni rimangono le critiche sul ritorno degli enti intermedi. E proprio di enti intermedi appunto si torna a parlare perché c'è stato proprio il via libera del CAL alle province, tensioni sulla legge elettorale, l'assessore Roberti ha spiegato il ripristino degli enti, rientra nel programma ora lavoro graduale, ma come vi dicevo il Presidente Fedriga è intervenuto anche all'appuntamento dell'inaugurazione dell'anno giudiziario per quanto riguarda la giustizia tributaria. In 3 anni dimezzati i ricorsi pendenti, Drigani, ma il personale continua a essere insufficiente. L'appello alle istituzioni per la revisione dei meccanismi di accatastamento delle case, uguaglianza. Questi alcuni dei temi trattati all'inaugurazione appunto dell'anno giudiziario tributario. Allora rivediamo insieme il servizio di Bernardo Gulotta. Soddisfazione per l'andamento della giustizia tributaria in Friuli Venezia Giulia, pur in un quadro che resta complesso sul piano organizzativo. In apertura dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario, il presidente della Corte di secondo grado Oliviero Drigani ha evidenziato segnali positivi a partire dal calo dei procedimenti pendenti. Un risultato che si accompagna però a una criticità strutturale, la carenza di personale, con una scopertura degli organici importante e difficoltà diffuse anche nelle segreterie. Io personalmente sono contento. Abbiamo praticamente un arretrato che nell'arco dei 3 anni è più che dimezzato. Io sono arrivato all'ottobre del 22, ho trovato circa 1400 fascicoli pendenti, adesso ne abbiamo 620 e non perché abbiamo goduto di condoni o cose di genere, ma perché siamo riusciti, grazie ai miei colleghi, a dare una forte impronta di produttività, quindi io personalmente sono contento, mai esserlo troppo, ma almeno non mi sentirete piangere, lamentarmi, chiedere aiuto. Sul piano normativo prosegue il percorso di riforma della giustizia tributaria con interventi che rafforzano la terzietà dei giudici e il contraddittorio. Tra le novità più importanti l'estensione del giudizio monocratico in primo grado per le controversie fino a 10.000 euro, applicabile ai ricorsi notificati dal 2 maggio di quest'anno. Adesso hanno aumentato a 10.000 euro, da 5 a 10, il livello dei contenziosi trattati dal giudice monocratico, quindi questo indubbiamente porta un vantaggio di ritmo, no? Perché anziché essere in 3 giudica 1. Da noi in secondo grado siamo sempre in 3, ma questa è una garanzia anche di metodo, di misura. La collegialità ha un suo valore. Tra le materie più rilevanti emergono i tributi locali, in particolare quelli legati alla casa, e il contenzioso doganale, sempre più complesso e legato alla normativa europea. Più esteso il quadro delineato in apertura dal presidente della regione Massimiliano Fedriga, che ha analizzato la situazione del momento guardando alla regione, all'Italia e all'Europa. Sono molto preoccupato per i mesi a venire, credo che la situazione europea sia particolarmente delicata, è un continente che ha dimenticato il comparto produttivo e della filiera produttiva e oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Prevedo veramente mesi complicatissimi per tutta Europa e quindi su questo noi dovremo cercare ovviamente di affrontare la situazione aiutando le imprese, ma con la consapevolezza che se l'Europa non si muove il futuro del continente è fortemente a rischio.
E questo è appunto l'intervento del Presidente Fedriga sulle sue preoccupazioni in merito proprio alle crisi internazionali. Diamo uno sguardo prima di passare alla pubblicità e poi approfondiremo la pagina della cronaca di Trieste. Si apre con la questione Trieste Trasporti, sui bus lotta agli abusivi con biglietti elettronici e tessere in tutta la città. Nei primi 3 mesi del 26 acquistati a bordo con la carta 381.000 ticket, più 38%, con Muggia e Opicina salgono a 9 i punti vendita in cui chiedere gli abbonamenti. Nel 2025 sono state oltre 23.000 le multe per chi viaggiava gratis, quasi duplicate in meno di 10 anni. Aumenta l'abitudine a pagare sul bus col contactless, si può procedere anche con il telefono. Cresce il numero di vacanzieri, ricchezza che va governata. Bini, Morelli e Cosolini all'incontro dell'associazione Luoghi Comuni, si è parlato appunto di turismo. E ancora il servizio, sempre su Trieste Trasporti, votato 8 su 10 metà dei passeggeri sceglie più spesso il bus per ragioni ambientali. Nel sondaggio condotto da SVG, promossi rete, copertura e sicurezza, giudizio sulla puntualità in lieve calo, Marzi l'utente al centro, tutta un'analisi appunto riguardante la Trieste Trasporti. Dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta, siamo ancora in diretta con voi, 7:35 del mattino con la nostra rassegna stampa. Allora andiamo a vedere ancora le notizie nella cronaca di Trieste del Piccolo. Blitz in Ateneo a favore di Cospito, 7 antagonisti finiti a processo, l'irruzione dei militanti di Buriana contro il 41 bis, professore accerchiato, spallata una guardia giurata, giudizio per i fatti di gennaio 23 a sostegno dell'anarchico. Gli agenti della Digos, il collettivo aveva rivendicato l'azione sul canale Telegram. Abusava dei baby calciatori, ex mister, pena impugnata dopo la condanna di 6 anni e 8 mesi. L'ex allenatore del San Luigi, condannato per le violenze sessuali su 14 baby calciatori, ha impugnato la sentenza. I suoi difensori hanno presentato ricorso in appello. All'ex mister Calogero Russo, 52 anni, conosciuto negli ambienti sportivi come Luca, sono stati inflitti 6 anni e 8 mesi di carcere per gli abusi che avrebbe compiuto tra il 19 e il 20, così ha deciso lo scorso dicembre la GUP Flavia Mangiante, accogliendo la richiesta di pena avanzata dalla PM Cristina Bacer. La scelta del rito abbreviato ha consentito all'imputato di beneficiare dello sconto di pena pari a 1/3. Incendio scoppiato in largo Niccolini, restano 4 gli alloggi inagibili, il sopralluogo dell'Ater. Palpeggia la collega in casa di riposo, fisioterapista rinviato a giudizio, il 61enne accusato di violenza sessuale, avrebbe allungato le mani e cercato di baciare l'operatrice. Gli approcci in ascensore nei frangenti in cui erano da soli, ma anche battute e messaggi allusivi. Il caso in una residenza per anziani della periferia est. La donna aveva denunciato le condotte sgradite 1 anno fa e adesso è parte civile. Sanitario sospeso e poi reintegrato nella struttura con turni sfasati rispetto alla OS. Tentato furto alle merende, vetro sfondato nella notte, il bar di via Carducci all'angolo con via del Coroneo. Abbiamo sentito anche noi una delle titolari, allora rivediamo insieme il servizio. Stamattina all'apertura alle 5:40 ho trovato il vetro infranto con un tentativo di infrazione alla maniglia. Purtroppo, noi per fortuna non sono riusciti ad entrare a causare ulteriori danni e questo è quanto. Purtroppo è successo anche a noi. È la denuncia di una delle titolari. Non c'è pace per gli esercenti triestini. Ennesima spaccata in un locale del centro, questa volta a essere preso di mira il bar Le Merende all'angolo fra le vie Carducci e Coroneo. Nella notte qualcuno ha scagliato con forza un oggetto sulla vetrata che si affaccia sul lato di via del Coroneo. Non essendo riuscito a infrangere il vetro che ha retto al colpo, essendo blindato e antifurto, il malintenzionato ha provato a forzare la porta d'ingresso. Anche in questo caso un insuccesso. Il furto dunque non è stato consumato, ma la denuncia è partita, anche perché il danno alla vetrata c'è e sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Proprio negli ultimi mesi diversi locali del centro di Trieste sono stati colpiti da
furti o tentativi di furto, malintenzionati che miravano proprio a infrangere le vetrate per riuscire a introdursi negli esercizi commerciali. Torniamo ancora sulla cronaca, la cronaca di Trieste, andiamo a vedere un altro caso, botte al rider dopo l'urto, condannato a 1 anno, la colluttazione in viale 20 settembre. Poi al bivio ad H, incidente furgone auto, traffico rallentato. Sempre sulle pagine della cronaca del Piccolo vediamo statue, carteggi e opere degli ex studenti, il Nordio cerca i suoi tesori scomparsi, l'abbiamo già visto in prima pagina, tra gli oggetti irreperibili da anni il San Giusto di Mascherini, le lettere di Ungaretti e un crocifisso. Il presidente Verde ha formalizzato una denuncia ai carabinieri, se qualcuno li ha ora li restituisca. Questo è il caso appunto del Nordio. Qui vediamo la statua donata da Marcello Mascherini e qui il preside Verde che sta ricercando appunto tutti i tesori spariti del Nordio. Riforma degli istituti tecnici da bocciare o almeno rinviare, la protesta indetta da FLC, CGL il 7 maggio. Il 7 maggio la FLC, appunto CGL, ha proclamato uno sciopero nazionale del personale scolastico a cui aderiranno insegnanti, personale ATA e dirigenti anche di Trieste. La protesta è innescata dalla nuova riforma degli istituti tecnici che, secondo docenti e presidi, soprattutto porterà a un impoverimento dell'offerta formativa, a un taglio di ore in alcune materie considerate fondamentali e anche a un cambiamento nell'esame di maturità. Obiettivo della mobilitazione bloccare la riforma o perlomeno farla slittare, considerando che al momento è previsto entri in vigore già a settembre di quest'anno. Con gli Open Day abbiamo promosso una scuola diversa, dice De Colombani del Volta, ad esempio. Vediamo il bagno militare che salterà la stagione, a Miramare lavori per tutta l'estate. Il cantiere per la riqualificazione del circolo balneare dell'Esercito imporrà la chiusura fino a dicembre. Vediamo ancora il sito risalente alla GMA da oltre 70 anni, poi tutti a Muggia, il sito del Lazzaretto. Vediamo il terrapieno protetto da una nuova scogliera, via libera al progetto dopo le mareggiate del 2023. Noi ieri però vi abbiamo dato anche la notizia dell'ulteriore complicazione per quanto riguarda il debombing, per così dire, quindi la rimozione degli ordigni ritrovati nel porticciolo di Barcola. Ci sarebbero altri 21 punti dove è possibile che siano cadute delle bombe, dei proiettili insomma d'artiglieria della prima o della seconda guerra mondiale. Ne ha parlato ieri Gianluca Paladini in un servizio, rivediamolo insieme. 21 nuovi punti rilevati nell'area del porticciolo di Barcola che potrebbero nascondere altre bombe della prima o della seconda guerra mondiale. È quanto emerso dall'ispezione subacquea svolta dal reparto incursori della Marina Militare Italiana. Tradotto, allo stato attuale non è prevedibile una data per riaprire il porticciolo ai diportisti che dovranno continuare a usufruire delle soluzioni alternative. La Regione in tal senso si sta muovendo il più velocemente possibile con la destinazione di fondi per accelerare il processo di debombing. In corso interlocuzioni fra il prefetto, l'assessore regionale a difesa di energia e ambiente Fabio Scoccimarro e tutti gli altri attori coinvolti per gestire la situazione nel miglior modo e il più velocemente possibile. Tutto è partito dalle operazioni di dragaggio chieste dalle società veliche che il 25 marzo scorso avevano riportato alla luce quei proiettili di artiglieria inglese della seconda guerra mondiale pescati dalla benna di un escavatore. Successivamente le granate erano state neutralizzate dai militari del terzo reggimento guastatori di Udine. Nelle prossime ore previste nuove riunioni per fare il punto della situazione. Allora, torniamo sempre sul giornale, alcune notizie della città, segnalazioni nel fine settimana 45 auto storiche, il club Amici della Topolino, ancora vediamo Porto Piccolo incanta 400 persone con le barche d'epoca del Classic Boat Show, poi Madonnina di Opicina restaurata dai volontari, adesso va protetta nel piazzale Monterè, appello per indicare Papa Wojtyla santo nella tabella stradale, il santuario di Montegrisa. A Muggia viabilità stravolta con modifiche anche ai bus, strade sbarrate in centro e agenti della polizia locale per presidiare gli incroci a partire dal punto più delicato in via Roma, sistemata la nuova segnaletica. Noi ne abbiamo parlato con il sindaco di Muggia Paolo Polidori e rivediamo insieme il suo intervento.
Bene, siamo qui in via Roma. Via Roma ricordo che sarà chiusa da adesso in poi per almeno 2 mesi per quanto riguarda i lavori del Fugnan, anche sul tratto di via Roma, quello dal largo Caduti fino a via Mazzini, c'è pericolo di crollo e quindi è compromessa abbastanza in maniera profonda. Quindi necessariamente bisogna cambiare gran parte della viabilità del centro, quindi ci stiamo adoperando per mettere tutta la segnaletica orizzontale e verticale. Ci saranno le deviazioni ben segnalate, inizialmente ci saranno anche i vigili che appunto daranno informazioni su come deviare. Ci saranno ovviamente un po' di disagi, però siamo pronti per partire. Questi saranno i prossimi almeno 2 mesi, ripeto, ma dovrebbe essere abbastanza contenuto il disagio stesso, perché le deviazioni sono state studiate in maniera tale da far scorrere il traffico il più velocemente possibile. Comunque vi terremo aggiornati su tutto il proseguo dei lavori, ma questo, ripeto, è una delle parti più difficili di questo cantiere, ma assolutamente necessaria, perché, ripeto, la volta di via Roma è seriamente compromessa. Torniamo sul giornale e vediamo la pagina dell'Isontino, una rapida occhiata appunto a quello che succede a Gorizia. L'azienda dichiara un fatturato di 80 milioni, ex convento acquistato da un gruppo austriaco, in arrivo un albergo e residenze per anziani. L'area è quella del monastero Nostra Signora di via Santa Chiara, approntata una variante urbanistica e 7.600 metri quadri interessati. Una lunga storia di solidarietà iniziata nel lontano 1874, negli anni il complesso ha esteso le sue funzioni ad asilo e successivamente a ginnasio e scuola magistrale inferiore. Suor Alma, siamo in poche per gestire un grande edificio, dice a parlare la rappresentante legale dell'Istituto Nostra Signora. Proviamo un enorme dispiacere, ma davvero non c'erano alternative. Il sociologo, territorio appetibile ma non per i goriziani invecchiati. Luigi Gui spiega i continui acquisti da parte di capitali che arrivano da fuori provincia e dall'estero. L'interesse esterno non è negativo, dice appunto il sociologo. Andiamo avanti sempre sul piccolo di Gorizia, protesta contro la fonderia in piazza della Transalpina, mentre si parla di Fincantieri a Monfalcone, consiglio comunale, ricorso di Fincantieri. La cifra resta un mistero, scontro sui risparmi. Il capigruppo Fasan non scioglie il segreto sull'entità della richiesta dei danni. L'ente è al caso pronto a forzare le riscossioni delle tasse evase e non incassate. Fondo fantasma prudenziale da 556.500 euro. L'opposizione attacca. La contabilità 25 va in archivio con 16,1 milioni di investimenti, rivendicata dal sindaco la capacità gestionale anche nei tempi di liquidazione. La media del saldo delle fatture a favore delle imprese è di 20 giorni. Per il recupero in città degli immobili inagibili si punta sul piano casa del governo nazionale. Questo succede appunto al comune di Monfalcone. Gli effetti collaterali delle riasfaltature, auto prigioniere ai lati di via Azzorutti. Questo accade invece a Ronchi dei Legionari. Torniamo alla pagina regionale per parlare di carburanti agevolati anche ai self-service nell'arco delle 24 ore. L'annuncio dell'assessore all'energia Scoccimarro come intenzione, costoso dice, ma sarà possibile. Boom di richieste della tessera digitale a marzo e aprile, però consumi un po' calati. Carburanti agevolati H24 negli orari e nelle giornate in cui sono in funzione solo i distributori self-service tramite l'utilizzo del QR code, e questo è l'obiettivo da raggiungere in modo progressivo, su cui sta lavorando la Regione proprio grazie a questo nuovo strumento digitale che sostituirà lentamente entro la fine dell'anno la vecchia tessera della benzina e dei carburanti. Allora rivediamo insieme il servizio. È stato un boom di richieste, quindi gli uffici stanno lavorando alacremente, i tempi sono leggermente dilatati, però in 3 mesi abbiamo rilasciato 30.000 tessere contro le 25.000 all'anno, quindi potete ben capire che per quanto bravi siano gli uffici, i tempi d'attesa sono di qualche giorno, in qualche caso di un paio di settimane. Il caro carburanti spinge la rivoluzione digitale che andrà gradualmente a sostituire la vecchia tessera con il nuovo sistema QR code per ottenere gli sconti al distributore. Dal 1 febbraio, da quando cioè la Regione ha avvocato a sé la gestione dell'intera partita, sono stati erogati ben 30.000 codici. In tutto l'anno passato erano stati solo 25.000. In tempi di prezzi alle stelle di benzina e gasolio,
gasolio, l'interesse ad accedere alla scontistica regionale è molto alto e si estende a macchia d'olio con 5.000 veicoli in più iscritti nell'ultimo periodo. Noi quello che andiamo a incidere appunto è sulla scontistica soprattutto, e devo dire che questo non intacca le casse della Regione, perché a fronte di incassi derivati dalla Regione per circa 120-130 milioni, la metà, oltre la metà, viene ristornato ai cittadini, quindi un circolo virtuoso che permette di far lavorare i nostri distributori, di non inquinare andando a fare il turismo del pieno e anche a risparmiare perché la benzina costa meno. Molti vantaggi che la Regione si attende dalla digitalizzazione, sempre rimarcando che nessuno sarà lasciato indietro in questo passaggio. Oltre al monitoraggio costante dei prezzi, l'obiettivo da raggiungere nei prossimi mesi sarà di consentire il pieno con gli sconti sulle 24 ore. Ci stiamo attrezzando perché l'obiettivo appunto è quello di dare a tutti la possibilità di avere la tessera digitale, l'applicazione digitale oppure un cartaceo digitale, ed arrivare in futuro anche a poter gestire i distributori H24, quindi anche i sabati e le domeniche con la tessera digitale. È un obiettivo che costa, ma ci stiamo lavorando. Questo dunque l'annuncio di ieri dell'assessore Fabio Scoccimarro. Allora andiamo a vedere ancora le notizie internazionali, sempre tra le pagine del Piccolo, le crisi internazionali, risale la tensione nello stretto, Trump è sicuro, lo controlliamo, il presidente ha lanciato il suo nuovo Project Freedom, allerta alle stelle in Medio Oriente, ripartono missili e droni, questa è la situazione, asse tra gli europei e Carney, uniti nel segno delle regole al vertice in Armenia. Meloni vedrà Rubio, non sono d'accordo sul disimpegno USA, il faccia a faccia in programma venerdì a Palazzo Chigi. Vediamo 4 migranti morti soffocati in Croazia, altri 2 in ospedale, erano in un gruppo che aveva viaggiato su un furgone di trafficanti. La polizia, condizioni disumane, dice. L'ennesima tragedia dell'immigrazione su una rotta, quella dei Balcani, che rimane insidiosa e spesso mortale, anche se meno battuta rispetto a un decennio fa. La tragedia è quella registrata nella notte tra domenica e lunedì nell'area dei villaggi di Donje Priljšće in Croazia, zona di frontiera con il comune Kolpa, a segnare il confine con la Slovenia. È stato lì che si è consumato il dramma di 4 migranti irregolari di nazionalità sconosciuta che sono stati trovati morti proprio in quel paese, mentre altri 2 sono stati ricoverati all'ospedale. Montenegro dentro l'Unione Europea, traino per l'intera regione, dice la docente di politica estera Nicoleta Dukanovic. Poi ancora i 50 anni del terremoto, ne parleremo anche noi naturalmente domani è la data, il 6 maggio appunto dell'anniversario, 50° anniversario del terremoto del Friuli. Urso, il nucleare è fondamentale, non rinviabile, dice il ministro delle imprese, strada importante anche a nord-est, terre rare, Marghera sarà hub, coinvolta Trieste per le navi dal pescaggio maggiore, ne avevamo già parlato tempo fa con un'intervista proprio al ministro Urso. Madia lascia il PD e va da Renzi, rafforziamo il riformismo per quanto riguarda appunto la politica nazionale. L'SOS del procuratore Melillo sul decreto intercettazioni, il caso sarà esaminato dall'ufficio di presidenza della commissione antimafia. Ranucci si scusa con Nordio, mi copro il capo di cenere, il ministro annuncia che il giornalista Rai non sarà querelato. Durante la puntata di Report diffusa una falsa notizia, ovvero che il guardasigilli soggiornò in Uruguay nel ranch di Cipriani, compagno di Minetti. Vediamo ancora arte e polemiche politiche, Biennale, brindisi e veleni, Brugnaro invita il ministro e la Russia ringrazia l'Italia. Vediamo ancora sempre sul Piccolo l'allarme hantavirus sulla nave da crociera, il focolaio si sarebbe diffuso a causa della dispersione nell'aria degli escrementi, della saliva o dell'urina dei topi. Il numero delle vittime è già arrivato a 3. Doveva essere un viaggio da sogno, un tour da 42 notti iniziato circa 3 settimane fa a Ushuaia, nel sud dell'Argentina, con destinazione Praia, capitale di Capoverde, e una tappa in Antartide, ma per i 149 passeggeri provenienti da 23 diverse nazioni a bordo della nave da crociera MV Hondius si è trasformato in una crisi sanitaria a causa di un presunto focolaio a bordo di hantavirus, agente patogeno che avrebbe causato almeno 3 morti e altrettanti contagiati. Ritrovato a Tarvisio il musicista padovano scomparso a Budapest, ne avevamo parlato anche noi
ieri il ragazzo di 24 anni che aveva fatto perdere le sue tracce. Si torna a parlare del caso di Garlasco. I PM adesso convocano le due gemelle K e pure il fratello di Chiara. La difesa di Sempio intanto è partita al contrattacco. L'ossessione di Andrea non era Poggi ma una barista di una birreria della zona. A Padova l'ultimo saluto a Zanardi, un uomo che aveva fame di vita. Il funerale del campione nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle, allestiti 2 maxi schermi. Qui c'è di nuovo appunto il ricordo del terremoto del 76, ma ripercorriamo ancora un attimo la vicenda complessa della Startech, perché abbiamo già visto i servizi relativi sia alla caccia a nuovi soci per aumentare il capitale, l'annuncio appunto che ci saranno gli stipendi che sono ancora in ritardo entro l'8 maggio, un nuovo appuntamento già fissato per il 14 maggio, le istituzioni vogliono vedere impegni scritti appunto su questi nuovi futuri investitori. Oggi c'è l'incontro con le sigle sindacali e poi qui sul piccolo Giampaolo Farti fa un parallelo tra tutti e tre gli episodi inquietanti, dalla cabina del gas appunto incendiata di cui vi abbiamo già parlato, alla sede di via Mazzini del piccolo, la pista del filo unico, l'attentato alla centralina dell'azienda, il rogo nella zona anche dei ripetitori RAI, i danni nell'edificio dove ha sede il piccolo. In realtà questo secondo appunto episodio, questo rogo nella zona dei ripetitori di via Bonomea, secondo le prime indiscrezioni, prime indagini, sarebbe diverso per quanto riguarda la matrice appunto di questo episodio, ma rivediamo insieme il nostro servizio. 3.000 metri quadrati andati in fumo. È il bilancio dell'incendio scatenatosi ieri pomeriggio nel campo di via Bonomea all'altezza del civico 114, l'innesco vicino al recinto dove sono situate le antenne che fungono da ripetitori del segnale televisivo, che non sono state danneggiate. Le cause del rogo sono di natura accidentale. Queste le condizioni in cui versa il campo andato a fuoco poco prima delle 18 di ieri. Il fumo era visibile da ogni punto della città e aveva generato non poca apprensione. Decine le chiamate ai pompieri che segnalavano la colonna grigia. Sul posto la squadra del distaccamento di Opicina con autopompa, autobotte e fuoristrada dotati di modulo antincendio boschivo. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme prima che raggiungessero una pineta poco distante dall'incendio. Infine, con il supporto dei volontari della protezione civile, sono stati estinti i focolai residui. Sul posto, per quanto di competenza, anche i carabinieri. Allora andiamo alla pagina sportiva e diamo conto sempre del basket come abbiamo fatto ieri, infatti rivedremo anche il nostro servizio. Playoff bresciani, Trieste quasi certa di dover affrontare la Germania ai quarti, biancorossi scarichi con Milano, Sissoko in fase di recupero per il basket di Serie A, quindi 40 minuti al termine della stagione regolare, ancora una giornata e poi sarà tempo di playoff. Noi dell'ultima partita abbiamo raccontato nel telegiornale appunto di ieri con un servizio del nostro Marco Stabile. Rivediamolo insieme. Terza sconfitta nella terza partita in serie con le big del campionato. Dopo la sconfitta casalinga onorevole contro Brescia e quella in trasferta con la Virtus, c'è troppa Milano in campo al Forum per questa versione della pallacanestro Trieste. La squadra di Poeta è stata capace di mettersi in ritmo nel primo tempo per poi, con un solo a lungo, chiudere i conti alla ripresa del gioco. La cronaca parla di una partenza a rilento per entrambe le squadre. Si fatica a entrare in ritmo offensivamente. I padroni di casa ad ogni modo fanno meglio con le fiammate di Nibo e Brooks. I giuliani rispondono con Brown per l'8-3, dunque mini parziale biancorosso propiziato dai rimbalzi in attacco e testa avanti temporaneamente grazie al canestro di Candussi. Bolmaro e Diop però ristabiliscono il predominio meneghino chiudendo i primi 10 minuti sul 18-16. Taccetti si gioca la carta a Moretti a 3 mesi dall'infortunio, ma gli occhi sono tutti per Bolmaro. Il gioco a tutto campo dell'argentino, il suo atletismo e la sua rapidità mettono in crisi la difesa
difesa nostrana con un 9-0 che orienta il match. Trieste prova a rispondere con Rouzier, ma mentre i biancorossi vanno a corrente alternate in attacco, Milano trova maggiore fluidità. Primo vantaggio in doppia cifra sul 33-21. Ramsey prova a indossare il costume da Superman con tripla, canestro più fallo e schiacciata a spettacolo. Si tocca nuovamente il -5, poi Shields prende in mano la situazione portando lo score sul 46-38 a metà partita. All'uscita dagli spogliatoi però Milano mette la freccia. In soli 3 minuti tocca 13 punti di margine alzando la difesa e costringendo gli ospiti a errori e palle persi in serie. Bastano pochi minuti di crisi offensiva giuliana per mettere l'Emporio Armani nelle condizioni di scappare via. Sul -15 Trieste trova di fronte una montagna da scalare. Milano un finale di partita tutto da gestire. Ellis, Shields e Lidei si alternano come protagonisti in attacco, mentre Jutov e compagni provano a rientrare ripetutamente sotto la doppia cifra di svantaggio. Purtroppo non è mai una rimonta compiuta, ma un gioco del gatto col topo in cui gli artigli lombardi non permettono mai ai triestini di superare un certo limite. Il rientro finale sull'86-78 grazie a Ross e Ramsey fa bene a morale e statistiche per provare a compiere qualche impresa ai playoff, però serve di più. Queste le ultime dunque dal basket. Allora noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, fra pochissimo sarà con noi la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Alessandra Richetti, a fra poco. Bentornati in diretta, 8:05 del mattino, diamo subito il buongiorno a Alessandra Richetti, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. Buongiorno a tutti e auguri. Me lo dovevo aspettare. Sì, grazie, dai, grazie auguri, buon compleanno. Grazie veramente Alessandra Richetti che è qui con noi questa mattina. È vero Laura, tanti auguri, scusami, non te grazie. Prima, tanti auguri Laura. Anche, sono arrivati gli auguri anche da Gianluca Paladini in regia, grazie insomma a questo bel momento di Carrabba, che sorpresa, sì. Grazie mille. Allora, Alessandra Richetti che ci ha portato anche delle fotografie perché c'è una situazione che vogliamo così far vedere, far emergere, rendere nota perché i residenti magari la sanno bene, insomma la conoscono bene perché vivono tutti i giorni questo disagio, però magari non è così diffusa. Allora possiamo far vedere questo crollo diciamo del muro di contenimento sulla scala Dublino, no? Eccola qui. A causa di un episodio di maltempo, un albero che allora, mi riferiscono, perché non sono della zona, mi riferiscono che a causa del forte vento uno degli alberi, un albero di Giuda, è caduto e ha sollecitato un muro che chiaramente non era in buone condizioni. Dico che non era in buone condizioni e lo so perché nel 2024 sempre gli stessi residenti avevano sollecitato più volte la giunta perché intervenisse nella messa in sicurezza di quell'area. Io in questi giorni ho cercato di approfondire, appunto grazie a queste sollecitazioni dei residenti, e colgo l'occasione di ringraziarli perché solo con il coinvolgimento di noi consiglieri si può intervenire e quindi superare l'atteggiamento di chi è arrabbiato per le situazioni, ma invece ha un atteggiamento più corretto come quello di avvisare la giunta, avvisare noi consiglieri. Questo permette, solo in questo caso si permette di poter fare delle azioni tutti insieme. Allora io, come dicevo prima, ho approfondito un po' il tema e quella scala in realtà chiede interventi già dal tempo di Cosolini 2015, quando avevano nel periodo di stabilità stanziato dei fondi per il ripristino della stessa. Successivamente sono stati avviati dei bandi di riqualificazione di tante scalinate di Trieste, perché io ho presente anche la scalinata dai
volontari giuliani, ma ce ne sono tantissime, ce ne sono diverse, anche vero? a San Luigi, che sono in uno stato di manutenzione precario. Quella già nel 2015, che poi 2016, era stata decretata come una scala che aveva bisogno di azioni di ripristino proprio per evitare crolli. Nel 2024, ripeto, ci sono stati i cittadini che l'hanno sottoposto, sia per una questione di manutenzione del verde. Io ho anche delle foto che fanno una comparazione, se vuoi anche poi le mando, che fanno una comparazione tra gli anni 2000, la situazione del verde, e il 2023. Adesso è completamente brulla. La differenza tra le due è schiacciante. Allora, il commento, faccio solo un unico commento. La colpa io non ritengo che sia dell'uno o dell'altro, però diciamo che stride la storia che viene raccontata ai cittadini, che abbiamo un buon bilancio, che abbiamo un ottimo bilancio con tanto avanzo, quando poi vediamo concretamente queste situazioni di non manutenzione, perché queste veramente poi portano adesso a dei lavori che ovviamente lieviteranno, come saranno più costosi, molto insomma, di più, chiaro. Chiaramente, perché una volta che il mullo crolla hai voglia, certo. Quindi, hai voglia. Magari con una manutenzione costante si sarebbe potuto risparmiare, insomma, in qualche modo. E poi c'è anche tutta la questione della manutenzione del verde. Il verde non è solo estetico, ma comunque serve, mantenere il verde serve comunque a tutelare anche le opere. Perché comunque il verde poi si inserisce all'interno delle crepe e così via, e scardina di più le strutture che ci sono. Allora, c'è una telefonata in arrivo, la sentiamo, poi magari anche la nostra troupe andrà in esterna e farà un sopralluogo, insomma, in questo Sì, poi vi dirò posto. cosa abbiamo fatto poi concretamente. Benissimo, allora andiamo a sentire la telefonata. Pronto? Buongiorno. Come sempre, grazie Claudio. alla gentile centralinista signora Paola, alla regia che mi mette in onda, e buongiorno, sono telespettatore affezionato Claudio Visentini. L'abbiamo riconosciuto, Claudio, grazie. Buongiorno. Ecco, e chiedo all'amica che stimo oltremodo, Alessandra Richetti, di fare un suo cortese commento su una notizia in esclusiva mondiale, anche se la consigliera mi ha già proceduto. A Sveglia Trieste l'energia è alle stelle per un fatto che oggi succede nella redazione di Tele4. Auguri galattici per la dottoressa Laura. Con la solita verve poetica, insomma, che ha il nostro Claudio. Grazie, grazie davvero. Quindi, grazie. Dottoressa, mi ascolti? Prego. In questo giorno di luce e di incanto, il mondo intero le dedica un canto. Tra stelle lucenti, pianeti lontani, stringiamo con gioia le sue care mani. Da rosso Marte alla luna d'argento viaggia veloce il nostro sentimento. Lei è come il sole che brilla nel cielo, che scalda ogni cuore e toglie ogni velo. In questa festa di rara bellezza le giunga dal cosmo una dolce carezza. 100 di questi anni tra sogni e fortuna, tra polvere d'oro e raggi di luna. Tantissimi auguri, dottoressa, da Graziella e Claudio Visentini. Grazie, un abbraccio, davvero molto molto carina anche questa poesia, e ringraziamo sia Claudio che la moglie Graziella, davvero un abbraccio a tutti e due, grazie veramente, insomma, carino, fa piacere, è stato molto carino questo suo intervento, tutte le mattine, insomma, spesso ci allieta con qualche poesia dedicata, insomma, magari all'attualità. Questa volta riguardava me invece. Allora, c'è una mail da parte di Davide che scrive: sabato ho accompagnato degli amici
amici Foresti in Risiera, parcheggiando vicino al supermercato Lidl. 4 caditoie consecutive ostruite, messe male, di quelle segnate da Cegas col colore verde mesi fa e non bisognose di manutenzione. Ora mi chiedo, al prossimo acquazzone quanto tempo, che fra l'altro dovrebbe avvenire già oggi, no? Sì. Così, quanto tempo sarà necessario per svuotare poi la piscina che si formerà? Ma questa amministrazione, che nega in parte le responsabilità del cambiamento climatico, non dovrebbe stare più attento, insomma, alla pulizia? Questa è la domanda che ci fa il signor Davide, e ci manda anche la foto delle caditoie in questione con il simboletto verde, no? Che dovrebbe essere appunto struttura che non necessita di una manutenzione, insomma, che è a posto, però si vede che è ostruita. Beh, insomma, diciamo che la pulizia di quelle realtà della caditoia comunque dovrebbe essere fatta in continuo. Una volta che avevamo gli operai all'interno del comune, questo era sistematico e c'era ovviamente un concetto diverso di manutenzione rispetto a quello dell'appalto, che implica una pulizia in tempi e con frequenza ben stabilita del contratto e non da quella che è poi la realtà concreta di riempimento. Poi ci manda anche altre foto, insomma, delle strutture anche rotte. Sì, anche se io lì sono convinta che tanti sono in qualche maniera accusano la pulizia delle caditoie. La realtà è che bisogna quanto prima, l'abbiamo sollecitato anche, anch'io l'ho fatto in consiglio comunale, chiedendo che si faccia un'analisi, una valutazione, un progetto rispetto alla tenuta dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche, che so che non porta voti a chi la fa, ma invece porta più sicurezza ai cittadini e meno acqua nella città, perché sappiamo benissimo, non solo quando ci sono i fenomeni di scirocco e di acqua alta, ma quando ci sono le bombe d'acqua, le varie strade diventano fiumi. Questo dimostra che non è solo una questione di acqua che non riesce più a entrare, ma acqua che addirittura fuoriesce dalle condotte meteoriche. E quindi vuol dire che bisogna fare un'analisi se serve la pulizia o serve addirittura un ampliamento di tutte le condutture. Allora, c'è un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno signora Boccarella, auguri. Grazie. Compleanno. Ciao Alessandra. Buongiorno. Io volevo semplicemente chiedere una cosa, a parte sul verde, tutto quello che avete detto lo trovo giusto e lo troverei giusto anche che le persone che possiedono dei territori, cioè in vicino alle strade, curassero il loro verde. Io penso che questo dovrebbe essere una cosa di controllo comunale in qualche modo, perché se le persone non lo fanno diventa pericoloso, perché comunque ogni tanto qualche albero cade sulla strada, insomma, diventa pericoloso. E poi quello che volevo chiedere se si sa qualcosa in merito a quel cimitero musulmano. Se c'è qualche risposta a qualcosa, perché sinceramente, ecco, io sono stata un po' assente a causa di un'operazione in questo periodo, però sinceramente gradirei sapere se ci sono novità o qualcosa, come si è arrivato a questo, perché io sinceramente non lo so. È passato tutto sotto silenzio, non so. Ho capito. Mi sto chiedendo, grazie. Grazie, voleva sapere insomma qualcosa sì, io ho visto la più. Notizia e so che avevamo anche parlato con qualcuno di Longere, di Cattinara a riguardo, non perché uno sia contrario a un cimitero musulmano, perché io penso che tutti abbiano diritto, e sono assolutamente convinta che la pensa così anche la telespettatrice, tutti abbiano diritto di avere un luogo dove depositare, curare i propri cari.
che non ci sono più. È chiaro che va capito se Longera e Catinara sono assolutamente il luogo più adatto per questo tipo di collocazione, perché diciamocelo, Catinara in qualche maniera è stata stravolta da varie operazioni, se vogliamo pensare sia alla costruzione dell'ospedale a suo tempo, poi dal cantiere Collini con la costruzione della superstrada. Pian pianino un borgo che aveva delle sue caratteristiche e una specificità con dell'area verde, pian pianino tutte queste zone sono state erose, non ultima, diciamocela, quella inutile taglio della pineta che a mio avviso è stata proprio una violenza anche di scelta, perché i progetti, signori, io ritengo che si possano sempre modificare, tutelando quelle che sono le cose preziose. E togliere via del verde che veniva utilizzato non solo dai residenti, non solo dai visitatori dell'ospedale, ma anche da qualche paziente che aveva modo di uscire e fare la passeggiata tra una prova e l'altra, ma dai bambini che andavano lì in quella zona. Secondo me lì è stata veramente una scelta inaccettabile sotto tanti punti di vista. Adesso poi i lavori sono bloccati e quindi rendono quella scelta ancora più dolorosa e diciamo e la rabbia sale. Qui diciamo che si fa fatica a capire la scelta rispetto a quel territorio, perché si va a comprimere ancora l'area intorno a Catinara. Quindi condivido che la cosa va approfondita, però mi dispiace, non ho ancora notizie a riguardo. Ci sono in questo momento ci sono tante le tematiche che sto affrontando in Consiglio Comunale. Recentemente c'era appunto la rendicontazione del bilancio 2025, poi c'era il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che è particolarmente, come dire, importante sia per le figure dei disabili, ma per tutti i cittadini, cioè per tutti quelli che hanno delle difficoltà motorie, il che vuol dire da chi è con la carrozzina a chi è là con l'età e fa fatica a muoversi. E quindi erano temi che valeva la pena approfondire, senza nulla togliere che sia urgente anche quello, ma non è così pressante come tematica. Dovrà passare assolutamente in Consiglio Comunale come tema, perché ci sarà una variante e quindi attendo l'accesso agli atti. Sto attendendo altri accessi agli atti in merito, per esempio, alla Trieste Trasporti e al comune relativi al fermo di tram di Opicina, o adesso anche l'accesso agli atti per la Scala Dublino. Infatti adesso vedremo anche questo. Comunque appunto era stata individuata dalle ultime notizie che avevamo quell'area proprio dietro il Camposanto di Catinara, proprio, no? Per il cimitero appunto musulmano. Allora c'è una telefonata, poi parliamo un po' di tutti questi vari temi che sono all'attenzione proprio dei lavori del Consiglio Comunale in questo periodo. Pronto, buongiorno. Sì, un buongiorno a voi. Buongiorno. Ecco, dunque che siete entrati in tema. Ci sono già 2 anni, 3 che io sto cercando di mettere un saliscendi in via della Cattedrale per gli handicappati. Vero. Per andare nei bagni giù, e una vergogna che ancora sono passati tanti anni, nessuno si è adoperato a mettere i saliscendi, che praticamente nella piazza in Castello San Giusto non c'è un bagno accessibile a portatori di handicap. Poi volevo dire, e qui l'ho detto anche l'altra volta, che
I lavori fatti del comune o non fatti cioè delegati alla Cegas non vanno bene, nessuno va a vedere. Questa è la terza volta che in via Romagna, dopo il passaggio a livello, c'è un buco grande, mettono asfalto tenero e in tempo di una settimana la buca ritorna. È la terza volta che rifanno la buca, la terza. E dico, ho telefonato anche in comune, ho detto di mettere asfalto duro, non serve niente, proprio niente, la buca rimane e nessuno se ne occupa. E non è che sia, perché poi è una buca che va a finire contro un tombino di ferro, oltretutto, ed è grande, non è che sia una piccola. Certo. Stessa cosa in via Ovidio, che è andato via tempo fa, l'altro anno, i cubetti di porfido hanno rimossi, rifatto il buco 7 volte, dico 7 volte interamente contate. E io mi domando chi paga queste 7 volte, no? Per questioni che le ditte non sanno più lavorare, non sanno più, hanno fatto una porcheria dopo il passaggio a livello, hanno messo questo tombino di ferro. Ci sono i cubetti non di porfido, di Masegno, li hanno messi come volevano loro e i cubetti si stanno mollando perché non hanno né un consistente cemento e questa buca è stata determinata proprio dal smottamento di questi cubetti e nessuno un lavoro fatto ma non solo lì, io vedo per tutta Trieste che i lavori vengono fatti male, vediamo via Milano, vediamo l'entrata dell'autostrada in Campi Elisi, dappertutto asfalti fatti malamente. Grazie. Capito, grazie a lei, buona giornata. Non grazie posso che essere assolutamente d'accordo. Questo è una delle tematiche che va affrontata quanto prima, a mio avviso. È chiaro che c'è qualche problema relativo, il signore ha parlato solo di Acegas e in realtà non è solo quella la problematica. E la problematica è che ci sono anche per esempio delle aperture immediate che per legge nazionale vengono fatte anche con poche limitazioni da parte del comune e sono quelle relative alla telefonia, alle linee dati, alle linee telefoniche e così via. E che spesso e volentieri creano queste zone anche in periferia, ma anche in centro città, di percorsi che sono, vediamo subito, con degli abbellamenti importanti. Guardate, io vado in scooter, è imbarazzante, via Ginnastica. Via Ginnastica per me è un dolore di schiena, penso che qualche signore avrà qualche anche problema in più con l'età perché chi va in scooter come anziano subisce anche dei problemi fisici oggettivamente, ma l'asfalto è a onde. A suo tempo mi ero così mossa come presidente di circoscrizione nelle aree di mia pertinenza e avevo chiesto la motivazione del perché sempre ci sono questi danni e non vengono ripristinati. E mi è stato spiegato che gli uffici, che le ditte che fanno i lavori hanno la spinta a riaprire subito. E quindi fanno i lavori senza aspettare che ci sia il compattamento del materiale e poi distendono l'asfalto rapido. Sono contenta di questa risposta? Chiaramente no. È chiaro che ci deve essere un'organizzazione determinata anche, o se mancano delle risorse importanti che la Giunta le dia, perché gli uffici siano sostenuti nel poter verificare che i lavori, perché di fatto una volta che l'asfalto è tirato
l'asfalto temporaneo, poi vi è un anno di tempo per rifare i lavori e il comune deve richiedere che vengano rifatti i lavori, ok? Però se il comune non ha personale a sufficienza per i controlli o non ha l'organizzazione per i controlli costanti, è chiaro che sia un'azienda di telefonia, che sia di telecomunicazioni, diciamo, più che di telefonia, che sia un'azienda che si occupa di tubazioni o simili, insomma, diciamo che ha meno motivazione a rifare i lavori di per sé. E ci troviamo via Milano, via i cubetti, io li vedo anche da noi, tolti, mai più rimessi, ed è uno spreco di denaro che... come dire, insomma, deve essere affrontato, ecco, mettiamola così, cioè cerchiamo di affrontare quanto prima questo tipo di problema. Effettivamente reale, insomma, confermo, ha assolutamente ragione. Allora, un'altra telefonata subito, buongiorno. Dottoressa Buccarella, buongiorno a lei e alla sua ospite, sono Fulvio. Fulvio, buongiorno. Buongiorno, non mi stancherò mai di telefonare, sa perché? Perché sono amareggiato della politica italiana e sono amareggiato di quelli che rappresentano la politica italiana qua a Trieste, perché non c'è onestà, è tutto là, non c'è onestà, c'è un degrado in tutto e per tutto, non è solamente le strade, è tutto un degrado, dalla sanità, alla scuola, alle pensioni, alle paghe che non sono più sufficienti per arrivare a fine mese, e questi stanno tutti zitti sui nostri diritti, che sono sanciti da Costituzione e legge. Io tante volte chiedo semplicemente, nessuno deve dire la propria idea o la propria teoria, io non parlo di idee o teorie, io parlo di legge e Costituzione, tiratemi fuori la legge 3054 del 52, ho guardato un'ora fa su normativa.it, non ci sono problemi. Il trattato di pace, con i suoi allegati, è legge della Repubblica Italiana. Se noi abbiamo avuto questa fortuna che il territorio libero di Trieste è nato il 15 settembre del 1947, dovete spiegare cosa significa territorio libero di Trieste col suo porto franco internazionale. Va bene, abbiamo una ricchezza in mano che verrebbe estesa anche ai paesi, anche ai paesi vicini. Ma stiamo scherzando? E voi state zitti. Io non chiedo che lei mi dica una sua idea, io chiedo semplicemente tiratemi fuori, politici di Trieste, tirate fuori gli allegati del trattato di pace e spiegate cosa sono. E cosa Grazie si può buona fare. Giornata. Grazie a lei, buona giornata Fulvio. Allora è già la terza, cioè a parte il fatto che ogni volta che vengo, ogni volta sento la sua... ammiro la tenacia, però non amo l'ostinazione quando ho già risposto, non è piaciuta la risposta, me ne rincresco, ma la situazione è così e non vado ogni volta a reiterare risposte. Quindi. Allora ci fermiamo invece per un po' di pubblicità, ci rivediamo subito dopo ancora in compagnia di Alessandra Richetti. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Alessandra Richetti, 8:37 del mattino, e siamo pronti a parlare nuovamente di Verde Pubblico, della segnalazione che c'era stata fatta poco fa per quanto riguarda la Scala Dublino, giusto? Sì, la Scala Dublino, questo albero crollato, e siamo pronti per collegarci con il nostro Gianluca Paladin che ci riferisce appunto proprio dalla Scala Dublino che cosa accade. Allora, a te la linea, buongiorno. Gianluca. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, rispondiamo alle segnalazioni fortunatamente con una buona notizia. Siamo in Scala Dublino, una delle estremità di via Besenghi. L'albero che era crollato, secondo le segnalazioni appunto circa a fine aprile, come vedete è stato rimosso, rimane il muretto crollato anch'esso. Qui io posso percorrere questa parte della rampa, ma giustamente qui è bloccato. Il Verde Pubblico ha di fatto ripristinato
ripristinato la situazione, quindi l'albero, il tronco è stato tagliato e ovviamente poi i rami e i pezzi di tronco sono stati portati via, quindi l'assessore Michele Babuder in queste ore, in questi ultimi giorni, ha risposto a queste segnalazioni. Rimarrà poi, sarà compito poi invece dell'edilizia pubblica ripristinare evidentemente il muretto che è ancora crollato. Di fatto qui ovviamente per ragioni di sicurezza non si può passare, mentre quest'altra parte della Scala Dublino è agibile. Tra l'altro le transenne erano state anche rifatte l'anno scorso, quindi come dire, buona notizia che l'albero è stato rimosso. Rimane ovviamente il muro, la porzione di muro del giardino che era crollata sotto il peso appunto dell'albero, anch'esso caduto. Questo quanto vi raccontiamo e noi fra poco ci sposteremo in un'altra zona della città. Vi restituisco la linea. Grazie Gianluca. Allora abbiamo visto insomma che il verde è stato ripristinato, però il muro assolutamente ancora no, quindi resta il disagio, diciamo. Immagino che ci vorrà del tempo. Del tempo assolutamente prima, sì, per il ripristino. Rimane in essere quella che poi è stata l'azione che abbiamo fatto su mio sprone e su sollecitazione, bisogna dire, anche dei residenti, di capire quali lavori erano stati preventivati, perché quando nel 2024 era stato nuovamente sollecitato che i muri erano in una precaria situazione, o perlomeno così sembra dalle foto. Ripeto, non sono un tecnico, per cui aspetto sempre le risposte da parte degli uffici e degli assessori competenti. Quindi, come dicevo, abbiamo predisposto una interrogazione proprio nell'ottica di capire le scelte che sono state fatte o le non scelte che sono state fatte. Per capire se ci siano delle cose che potevano essere fatte in maniera diversa o fare le nostre valutazioni, e soprattutto come si intende procedere. E c'è anche una foto che abbiamo visto proprio l'inquadratura dall'alto, no? Dalla via Besenghi della Scala Dublino. C'è una foto d'epoca, diciamo così, di qualche, insomma, dell'inizio degli anni 2000, proprio del 2000, ecco. È di sotto il 2023. È sotto il 2023 e c'è la differenza del verde abbastanza così visibile, no? Questa differenza tra quello che chi ha messo le freccette voleva indicare la situazione di verde che era rigogliosa in precedenza rispetto all'attuale situazione del verde, e qui questo mi offre veramente la sponda di fare un discorso generale. Io sono veramente dispiaciuta dal punto di vista della gestione del verde, perché è vero che negli ultimi anni è stato preso in mano il fatto di cambiare le essenze e di piantare le essenze che sono più resistenti al cambiamento climatico, ma è anche vero che stiamo risparmiando, o da quello che si evince non tanto nelle piantumazioni. Le piantumazioni vengono fatte in continuazione nelle varie parti della città, ma poi si sta risparmiando nella manutenzione, come l'irrigazione, che viene magari fatta partire anche quella con appalto, ma magari a fine maggio, quando sappiamo benissimo, abbiamo visto aprile che ci ha già presentato delle giornate caldissime e pesanti. È verissimo. Allora, c'è una telefonata, mi dicono che è arrivata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno a lei. Innanzitutto, dottoressa, tanti auguri. Grazie mille. Poi volevo dire una cosa, io mi chiamo Deborah. E sono una non vedente e abito in Ponziana, ho chiamato tante volte. Sì. Io è da un anno che chiedo che venga qualcuno in Ponziana a vedere lo stato dei marciapiedi. C'è il pezzo di Largo Vardabasso
che è tutto rotto. Allora, io sono una non vedente e un giorno mi si è incastrato addirittura il bastone in un pizzerotto, in un buco, e mi si è rotto. Una signora che veniva a trovarmi è caduta. Altre persone ho saputo che sono cadute non più tardi di ieri, che l'ha aiutato, l'ha soccorsa mio marito, è una ragazza giovane. Ed è caduta? Ed è caduta, è venuta la Croce Rossa, i vigili, ma qua non serve a niente, non serve niente, perché noi qua siamo la zona dimenticata da Dio e da tutti. Ponziana, quindi? Sì. Marciapiedi pieni di buche, questa è la segnalazione della signora. Una cabina telefonica. Sì. Ed è quel piccolo pezzettino che va da via Zorutti a via Lorenzetti, è quello spiazzo, quella rotonda là. Ma allora io capisco che, io non vedo, ok, sono caduta, chi se ne frega, la persona anziana è caduta, chi se ne frega, ma cadono anche i giovani, ci sono delle buche che mi stanno mezzo piede dentro. Capito signora, grazie della segnalazione intanto. Signora, non si butti giù, intanto non è vero che non se ne importa se è anziana o non vedente, assolutamente non diciamo queste cose. Un grande abbraccio perché capisco la difficoltà che proprio perché si hanno magari delle limitazioni si è più in balia di questi tipi di servizi. E questo è quello, ribadisco, ritorno un po' sul discorso che avevo iniziato a inizio trasmissione, scusate il gioco di parole. Allora, è inutile che con il rendiconto del bilancio mi venite a dire che questo è un comune che sta bene, che ha tanti, come dire, diciamolo semplicemente, che ha tanti soldi, che comunque ha tutto il bilancio florido, il virtuoso e così via. Quello che vogliono sentirsi dire i cittadini è quando con quei soldi che abbiamo, con il bilancio così florido che abbiamo, riusciamo a sistemare quella che sono i servizi per loro importanti, che sono il loro quotidiano, per esempio anche i marciapiedi. E in questo senso ritorno all'importanza della delibera che io spero che prima o poi arriverà, perché ormai ce l'abbiamo quasi da un mese in Calepino, è quella sull'eliminazione delle barriere architettoniche del PEBA. Ecco. Non perché, come dire, sancirà subito un cambiamento, no, il Comune di Trieste doveva per legge dotarsi di questo piano di eliminazione delle barriere, cioè guardarsi intorno, come insegno ai bambini, per essere un cittadino attivo devi guardarti intorno e vedere le cose che non vanno e capire cosa puoi fare. Allora, bene che lo abbia fatto, lo ha fatto per tutta Trieste? No. Quindi c'è ancora da lavorare in questo senso, ma io non posso che essere contenta che finalmente si sia andati in quella direzione di predisporre un piano. Avevamo detto più volte che avevamo segnalato che questo comune, anche nell'altra consigliatura, che questo comune non era dotato di PEBA, continuavano a ripeterci che sì, c'era. Il fatto che sia stato realizzato per Trierioni conferma che non era ancora attuale e adottato. Certo che io ho richiesto attraverso degli ordini del giorno, e quando in Consiglio Comunale verrà trattato l'argomento, spero verranno trattati, che
intanto si prosegua anche nella direzione di tutta la città, perché non è giusto creare, come ha detto la signora, delle zone di serie A e delle zone di serie B. A Ponziana c'è la necessità che ci sia il superamento di quelli che sono i limiti nella quotidianità. Però c'è anche la necessità di trovare degli stanziamenti, perché dire abbiamo visto che le cose lì sono un problema è il primo passo. Il secondo passo oltre, è pianificare costantemente degli stanziamenti perché le questioni vengano risolte. Allora, invece in tema di tram ci manda una vignetta Marco Englaro, dice: a Trieste scontro tra un'auto e un tram, a Ocio che è una fake news, perché insomma il tram ancora non sta circolando, no? Lo citava prima il tram che sì, anche ieri. Allora, noi circa 3 settimane fa io avevo fatto un accesso agli atti e una richiesta di la convocazione di una commissione, anzi di 2 commissioni, una che vada a approfondire i lavori del tram, della linea del tram, per cui che in qualche maniera hanno interrotto già dalla Barcolana, mi sembra, da ottobre dell'altro anno, il tram, e il secondo di dove si vuole andare, in quale direzione si vuole prendere, quindi un approfondimento rispetto anche all'utilizzo del tram di tipo turistico e non solo per i cittadini. Vogliamo chiarezza, vogliamo approfondimento. Proprio ieri avevo sollecitato per avere risposte, ho trovato gli uffici collaborativi, mi hanno detto che le mie richieste sono state inoltrate alla Trieste Trasporti e quindi stanno attendendo da loro risposte in merito ai lavori e soprattutto per quale motivo certi lavori non sono stati predisposti per tempo, pianificati. Io batto sempre là. Attraverso la pianificazione si evitano tante problematiche. La prevenzione è fondamentale per non trovarsi poi a spendere più soldi, come abbiamo visto con la scala Dublino. Allora, ci sono altre richieste per quanto riguarda le buche sull'asfalto, i marciapiedi eccetera. Ad esempio ci scrive Anna: buongiorno, le buche di via De Marchesetti alta e non aggiungo altro. Poi invece Sonia chiede: si potrebbe fare qualcosa in via Svevo, farla sistemare, asfaltare, insomma, prima che succeda qualcosa di grave. Ci manda anche la foto, insomma, dell'asfalto in via Svevo. Insomma, sono tante le sì, la situazione delle strade a Trieste è veramente drammatica, però vogliamo parlare anche della situazione del lavoro a Trieste. Startec, a cominciare da questo, no? Sì, Startec risolleva una questione. Io non so se i triestini si ricordano, da Teletra a Alcatel, al Flextronics, a Flex, adesso a Adriatronics, il percorso di un'eccellenza locale, eravamo veramente competitivi, tanto è vero che siamo stati acquistati dalla Alcatel perché era un piccolo gioiello. E poi, a mio avviso, io ritengo, non è che si possa dare la colpa sempre tutto alla politica, ma certamente che la parte istituzionale debba monitorare perché non succedano determinate situazioni e si, come dire, consolidino i progetti, le proposte, che non ci sia solo un prendere un'azienda e spolparla per lasciarne il guscio. Negli ultimi anni veramente l'azienda purtroppo
era diventata da industria tecnologica, azienda tecnologica all'avanguardia, a una realtà contenitore per lavoro verso in outsourcing di altre ditte, di altre aziende. Ora con l'uscita dell'azienda israeliana e con l'uscita dei fondi dell'azienda israeliana, la solidità sembra compromessa, quindi assolutamente bene che la Regione si sia mossa per confermare che entro l'8 di maggio arriveranno gli stipendi, ma non ci si può muovere sempre quando gli stipendi non arrivano, e perché le famiglie hanno diritto a un po' di tranquillità, di serenità, e soprattutto bisogna controllare che vengano mantenuti i cronoprogrammi e anche tutte quelle che sono i piani industriali delle aziende che vengono fatte. Cioè io chiedo che ci sia maggior controllo da parte della parte istituzionale. Ecco. Questo sarà necessario oggi, fra l'altro anche c'è perché anche l'incontro sindacale. Sì, no? Oggi c'è l'incontro sindacale. Io ritengo che sia fondamentale ricordare che Trieste aveva tante industrie. Adesso io da tanti anni continuo a sentire una tiritera che mi preoccupa molto e spesso la sento dal sindaco, che è quella: Trieste non ha industrie, Trieste ha il turismo. Puntare tutto sul turismo, a parte che bisognerebbe saperlo anche gestire il turismo, perché se no poi succedono quelle cose che abbiamo visto anche nell'ultimo periodo di non gestione, di viabilità in difficoltà, si fanno delle manifestazioni ma non si pensa come venire incontro anche ai turisti che ci sono a Trieste, ai residenti che devono muoversi. Non sono contro le manifestazioni, ben vengano, ma bisogna anche valutare che non puoi chiudere la città dalle 6 alle 17 così. Cioè devi fare dei piani magari più onerosi da un certo punto di vista, ma che aiutano di più i cittadini. Però, ripeto, non dobbiamo pensare che puntare solo sul turismo, bisogna puntare su quelle che sono le ricchezze locali, utilizzando per esempio anche tutta la potenza che abbiamo nell'ambito della ricerca, 2 università, 13.000 ricercatori. Dovremmo essere il luogo delle start-up e del fiorire e usufruire del punto franco e qui torniamo alla risposta e usufruire puntando sul porto, dove sono i fondi per la realizzazione a Servola dei lavori. Non puntiamo sull'Ovovia, puntiamo che arrivino i fondi per queste cose, queste realizzazioni. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Un buon augurio alla conduttrice e un saluto all'ospite. Grazie Gino. Volevo, queste lamentele che ci sono per i problemi economici appunto che si sta discutendo sono dovuti al sistema liberista globalista che ci siamo imposti da 30 anni. Cioè lo Stato e gli ordini pubblici poco possono fare in queste situazioni. Un mercato di pirateria praticamente sulle aziende. Ci sono delle strutture adatte che hanno come professione prendere un'azienda, spolparla, tirarli fuori tutte le risorse e poi gettarla alla distruzione. È un sistema globale che spero finirà, perché adesso con queste nuove iniziative americane mi pare che si sta sgretolando tutto il sistema e spero in un futuro migliore. Però i politici non hanno ancora preso atto di questa situazione, sono ancora lì che guardano imbambolati a quello che sta succedendo. Ma io sono intervenuto per un altro discorso, volevo agganciarmi al discorso delle buche. Almeno nelle fermate dei bus ci dovrebbe essere
un'attenzione, perché uno scende da un bus, cade in una buca e si spacca una gamba, ma in tantissime fermate di bus è pericoloso scendere. Primo perché i bus certi non accostano il marciapiede, secondo perché i marciapiedi sono disastrati e questo è un pericolo. E mi meraviglio che il Comune su questi discorsi è muto, però ha realizzato delle piste ciclabili assurde, in posti assurdi, spendendo milioni e milioni di risorse pubbliche, e mentre invece i marciapiedi che sono frequentati da tutta la popolazione sono lasciati in queste condizioni. Grazie e buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Mi piace perché condivido parte delle affermazioni fatte da Gino, no? Sì. È vero, parte della motivazione di quello che vediamo e di crisi delle nostre piccole aziende è dovuto anche al sistema liberista che ha portato in quella direzione. E allora facciamoci delle domande, perché non è che ce l'ha imposto il medico per stare meglio di andare in quella direzione. Le politiche sono fatte anche per essere cambiate. Questa è l'importanza del voto, per esempio, in Europa. Io da anni continuo a ripetere che il grande problema per esempio, di tantissimi supermercati in tutte le zone che arrivano sapendo che comunque il tipo di commercio, quello sarà, cioè qua a Trieste 200.000 abitanti scarsi siamo, quindi è chiaro che c'è la necessità di andare a limitare un minimo la presenza di aziende che poi vanno a spolpare poi le realtà piccole. È vero, come dice il Signore, bisogna guardare più in alto, per esempio verso l'Europa, e cambiare le politiche in quella direzione. Quindi invito a un voto consapevole in Europa, per esempio. Poi c'è anche l'ultima battuta, vedo che c'è il sindaco presente. Sindaco pronto, sì. L'ultima battuta: è importante però che come istituzioni siamo presenti a sostenere le nostre piccole realtà. Le nostre aziende, insomma, le realtà. Allora, grazie. Noi ci colleghiamo adesso con Gianluca Paladin e con il sindaco Roberto Di Piazza. Allora, nuovamente a te la linea, Gianluca, e buongiorno al sindaco. Grazie Laura, buongiorno di nuovo e buongiorno al sindaco Roberto Di Piazza. Sindaco? Allora, intanto facciamo gli auguri alla Laura, che è la cosa più importante, mi sembra che oggi è il suo compleanno. Giusto, bravo, è vero. Grazie. Allora, sindaco, e rinnovo anch'io gli auguri ovviamente a Laura, glieli ho fatti prima. Sindaco, domani noi saremo in diretta, reti unificate con le nostre televisioni per seguire l'importante giornata, la commemorazione, il ricordo della tragedia che colpì il Friuli nel 76, il terremoto che devastò il Friuli. Lei è già stato a Gemona in questi giorni, domani ci tornerà un suo ricordo anche di quello che è stato, di quel momento. Avevo 23 anni, 50 anni fa, siamo andati a mettere a posto il supermercato di Marchetti che aveva avuto dei danni incredibili. Pensate, cari concittadini, c'erano 20 centimetri di liquidi per terra, tutto rotto, scaffalature. La cella delle carni si era spostata di una decina di metri, pensate voi. Abbiamo lavorato moltissimo, purtroppo dopo quella scossa di settembre è crollato tutto, ma insomma il terremoto. Domenica è stata una grande emozione, 5.000 persone, sono ritornato a Gemona, sai, mi si è aperto il cuore per vedere una città completamente rifatta, con le cose molto belle così, e dopo sai, 50 anni fa un grande ricordo, perché ho visto arrivare i ingegneri tedeschi, eravamo con questo supermercato di fronte al cinema dove c'erano 80 morti, non ti sto a raccontare le scene drammatiche che ho visto, però è stata un'esperienza anche quella e abbiamo aiutato un amico. Domani ci sarà il Presidente Mattarella, ci sarà la Presidente Meloni, ovviamente ci sarà il Presidente Federica, insomma una giornata dove saranno davvero tutti presenti, stretti attorno a questo ricordo. Sì, stretti, siamo però in un posto, ci sono 200-300 posti, per cui saremo in pochi. Domenica eravamo in 5.000,
vedete, eravamo sotto il sole, di fatto ho preso anche il sole. Una bellissima giornata, un bel ricordo. Sindaco, ne approfitto per chiederle una battuta sulla pallacanestro Trieste. Non si sa dove andrà a finire questo titolo sportivo, i tifosi sono preoccupati, arrabbiati, non si sa se avremo una squadra, insomma c'è davvero tanto fumo in questo momento. Cari triestini, sono pronto a tutto. Domani alle 14 ricevo Arcieri e a quel punto, come ho fatto mi sembra nel 2002, nel 2003 che sono diventato presidente e abbiamo salvato il basket eccetera, sono pronto a tutto. Vediamo domani alle 14 con Arcieri. Quindi il sindaco è disposto a scendere in campo e mettere la sua mano su questa situazione? Sono già sceso in campo, nel senso che ho già alcuni sponsor importanti, per cui se vogliono andare via ripartiamo. Grazie sindaco Di Piazza e buon lavoro. Altrettanto a voi. Grazie a voi e vi restituisco la linea. Grazie Gianluca, grazie al sindaco Di Piazza, insomma, con questo anche ricordo, no? Noi domani... io lo ricordo sempre con grande emozione perché ero ragazzina e per me, io ho 13 anni in quell'epoca e mi ricordo che immediatamente c'è stata l'esigenza non solo mia ma di tutti di andare a fare qualcosa, rimboccarsi le maniche. Io ero andata alla Croce Rossa a separare i vestiti, le cose da mangiare, perché quello potevo fare come minorenne. Però c'era un sentimento di partecipazione civile e questo io vorrei passarlo soprattutto ai giovani, no? Quando dicono che devono fare gli altri, no, siamo i primi a dover fare qualcosa. Nel nostro piccolo, nel nostro piccolo c'è sempre la possibilità di fare qualcosa. Assolutamente. Allora con questo bel messaggio concludiamo la prima parte della trasmissione. Ringrazio Alessandra Richetti e la invito a tornare a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco sarà con noi consigliere regionale Antonio Calligaris. Rieccoci in diretta, allora 9:09 del mattino, diamo subito il buongiorno al consigliere regionale, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Antonio Calligaris. Buongiorno, ben arrivato qui nei nostri studi, grazie di essere qui. C'è subito una telefonata in arrivo, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno. Sì, tutti fanno gli auguri, ci uniamo. Bene, auguri. Grazie ancora. Perfetto. Senta, avevo bisogno di fare qualche domanda al dottor Calligaris. Sono un disabile al 100%, ho avuto un ictus e delle amputazioni dovute al diabete e via. Continuo a combattere in tutti i vari centri commerciali il riferimento agli acquisti per i disabili con l'IVA al 4%, perché il problema di massima è che le persone non hanno conoscenza della legge e hanno difficoltà a applicare l'IVA al 4%. Le spiego, avevo bisogno di una lavastoviglie perché avevo difficoltà a lavare i piatti dovute all'ictus, e la lavastoviglie mi evitava di rompere dei piatti. Ho dovuto brontolare un'ora e mezza per l'incompetenza della venditrice, chi doveva fare il contratto, per ottenere l'IVA al 4%, nonostante avevo la certificazione medica e nonostante avevo la dichiarazione del mio dottore di base che diceva: il signore, per avere una vita più semplice, ha bisogno della lavastoviglie all'IVA del 4%. Passando 18 ore al giorno sulla sedia a rotelle, ho fatto posizionare una vasca da bagno. Sono andato per comprarla per avere l'IVA al 4%, perché per passare 18 ore al giorno sulla sedia a rotelle sicuramente mi avrebbe aiutato una vasca idromassaggi. Sono 2 giorni che sto lottando per ottenere l'IVA del 4%, nonostante ho la certificazione della commissione medica, nonostante ho una dicitura dal mio dottore di base che dice sì, potrebbe aiutarla. Infatti la legge dice l'IVA al 4% si applica a un disabile
per ogni prodotto che possa aiutarlo ad avere una vita più agevolata, perché penso che anche Zanardi, battuta che tutti oggigiorno ricordano, sulle biciclette che compra avrà l'IVA del 4% perché è un disabile. Perciò come si può aiutare i disabili a non combattere ogni giorno in qualsiasi posto per un prodotto che hanno bisogno per avere una vita più semplificata con l'IVA al 4%, perché oltretutto l'IVA al 4% non è che la rimette il centro commerciale, ha la certificazione della commissione medica, ha la dicitura del dottore di base, perciò loro sono coperti finanziariamente. Capito. Non riesco a capire queste le fanno lotte difficoltà, continue, capito? non riesco a capire queste lotte continue che i disabili devono fare. Queste battaglie quotidiane. Grazie, grazie, buona giornata. Allora, ho visto insomma che la legge che si riferisce proprio alla 104, l'IVA al 4% e l'agevolazione prevista appunto per l'acquisto di sussidi tecnici informatici, mezzi di deambulazione, sollevamento, autoveicoli e sussidi per l'autosufficienza. Probabilmente la difficoltà che incontra il signore è il riconoscimento di questi sussidi per l'autosufficienza. Allora, no? credo, avendo avuto casi, per esempio per mia madre, no, perché è una cosa anche abbastanza comune, no, per i genitori, succede quando ricominciano a stare in sedia a rotelle, eccetera. Allora, credo che molto probabilmente l'ascoltatore, la questione è che lui difatti ha parlato di centri commerciali. Centri commerciali. Allora, se uno per esempio si rivolge a venditori specialistici, no, gli parla appunto di ausili, sussidi, eccetera, quelli ovviamente sono praticamente ti fanno loro la dichiarazione. Sono preparati, sono preparatissimi, conoscono tutta la cosa e anzi ti aiutano. Il problema qui molto probabilmente è l'ascoltatore voleva prendere una vasca idromassaggio ed è in un centro commerciale, non hanno chiaro la tipologia del caso, perché magari non gli capita, no? Mentre magari un negozio di quelli attrezzati che si occupano proprio di ausili, là ovviamente praticamente ti fanno loro tutta la cosa. Allora qua e cosa succede? Perché ovviamente la legge è stata fatta per dare al disabile, no, tutta una serie di aiuti per la sua vita, perché è una grande legge quella lì. Assolutamente. E quindi cosa succede? C'è chi per mestiere fa quel lavoro lì, fornisce le carrozzine, le cose per i bagni, credo anche per esempio le ditte o chi installa per esempio i sanitari, no? Hanno quelli apposta, fanno loro, aiutano nelle dichiarazioni. Il problema è quando ad esempio l'ultimo, ogni sussidio necessario alla cosa. No? Allora quando ogni sussidio necessario si può considerare anche una cosa non precisamente specializzata ma che può aiutare e che però viene fornita da un negozio, chiamiamolo generalista, il problema è che chi ha il negozio generalista non sa o non ha ancora, o probabilmente in tutti noi non è ancora chiaro, che quel utensile, quel mobilio può essere una facilitazione, un aiuto anche per il disabile. Qui allora credo che forse bisognerebbe, cioè che è un'estensione della legge anche giusta, perché poi le leggi vengono applicate in maniera sempre nuova, credo che qua bisognerebbe fare una azione di informazione semplicemente, non so, con le camere di commercio, con gli ASCOM eccetera, no? Per dire state attenti che voi potete di fronte alla certificazione che uno disabile, una dichiarazione, adesso non so se basta, del medico che dice questo oggetto può servire, allora applicare
andrebbe fatta sì tutta un'opera di informazione da parte delle categorie verso chi i commercianti. Sì, verso esatto. i commercianti, giustamente. Allora, abbiamo un'altra telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Maurizio, tanti auguri dottoressa Bucarella. Grazie Maurizio. Gli faccio gli auguri perché lei è una persona che si presenta molto bene. La ringrazio, molto segno gentile. zodiacale toro in pieno, no? Sì? Anche lei è toro? No, io sono vergine. Il segno zodiacale però, mettiamo chiaro su. Quello che io volevo già intervenire prima quando c'era la signora Richetti, no? Non ho avuto la linea perché era occupata sempre. Allora, la verità è molto chiara e deve essere chiara a tutti i triestini, o deve essere chiara a tutti quanti. Non esiste una Trieste, esistono due Trieste. Una è la Trieste dove vanno i turisti e una è la Trieste del Ponziana dove i turisti non vanno. Ho detto Ponziana perché la signora era di Ponziana, certo, elementava giustamente. Per questo motivo qua. Marciapiedi, noi facciamo il salotto buono da una parte, che io guardi che è veramente vergognoso, perché io ho dei colleghi che vengono da fuori, vengono a Trieste, io li porto in giro, gli spiego la nostra città, ed è veramente la zona turistica è Stazione Italy, dove c'è praticamente l'ex piscina Bruno Bianchi, e Piazza Goldoni. Ecco, questo è il triangolo d'oro. Là arrivano tutti i soldi, ma non vengono per Trieste, vengono per gli stranieri che fanno. A Trieste purtroppo, con la mentalità che abbiamo, che ci hanno imposto chi ci comanda, no? Eccolo, noi stiamo sbagazzando tutto perché siamo in buona salute, dicono, le casse sono in buona salute, ma la domanda non è questa. Non bisogna dire il comune in buona salute, e i triestini come sono? Non deve star bene il comune, devono star bene i triestini, che purtroppo non stanno. E perché? Tante cose avete parlato, il problema è sempre quello, c'è troppa gente che occupa un posto senza saperlo fare, in tutti i campi, perché la commessa che ti vende gli ausili non può essere una, metto l'annuncio sul web, la prima che si presenta le assumo, questa cade dalle nuvole. Ecco, perché è ovvio, una volta la gente era preparata, tu andavi in un negozio e il commesso ti spiegava tutto, perché era il suo mestiere spiegarti. Oggi becchi uno qualunque e te lo mandi a fare il cameriere, non sa neanche come si fa un caffè. Però va là, ecco, siamo arrivati a questo, a improvvisare le cose. Ecco, e la stessa cosa succede per quelli che riparano le strade, che arrivano e fanno questi lavori che bisogna farli più volte. E che lamentava un altro telespettatore, diceva appunto questo continuo rattoppo, no, dei vari ma pensa alla Galleria del Montebello. Siamo sempre fare di fare. Perché più che rende, più pende, più rende, no? Ecco, questo non è una cosa buona. Hanno venduto tutto quello che c'era da vendere, qua le rinnovo gli auguri, lascio perdere. Speriamo che vengano persone competenti in ogni campo. Sia nella scuola che nella scuola, anche nel mondo del lavoro, insomma. Grazie Maurizio, insomma, questa è la lamentela del nostro telespettatore, condivide un po' il discorso. Intanto auguri, non me l'hanno fatto, scusa. Grazie. Allora, il discorso sì, è un po' complesso. Diciamo che allora, quelli che dicevo una volta il commesso ti spiegava tutto, eccetera, eccetera, questo sì è vero, adesso prendono il primo che trovano. Adesso il problema è che non si trova neanche più chi va a fare il commesso, quello, anche chi questo va a fare il problema, il caffè in bar, infatti, no? esatto, sta diventando o è diventato un problema. Ci sono due Trieste, allora, allora questo è necessariamente vero per tutte le grandi città mediamente e tutte le grandi, soprattutto centri turistici, anche la stessa Roma, sapete, cioè il centro è tenuto in un modo, vai un attimo in una periferia e vi assicuro che è molto peggio di Ponziana, no? Perché abbiamo dei livelli comunque, credo qui, un po' diversi anche nei quartieri delle nostre città. Allora, cosa va considerato? Va considerato che
quando una città diventa un centro turistico importante, e Trieste lo è diventato, credo si parlavano che lo scorso anno, quest'anno Trieste avrebbe superato i turisti di Lignano. Di Lignano addirittura, quindi insomma le proporzioni sono quindi diventa il primo punto turistico della regione e comincia a scalare anche in Italia. È chiaro che questo anche perché negli anni si è fatto un lavoro di investimento sulla città, su determinate zone della città. Questo però deve essere considerato, non credo che il sindaco di Piazza abbia completamente abbandonato i quartieri, no? Perché è persona molto attenta, credo, alla gestione della città nel suo complesso. Questo deve essere vista però anche come un'opportunità per avere le entrate e i fondi per intervenire, no? anche dove nelle parti insomma più dove i cittadini vivono. Ora, fra l'altro ricordo che l'amministrazione regionale ha stabilito che tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia, diventando il Friuli Venezia Giulia una meta turistica finalmente conosciuta, potranno applicare ad esempio la tassa di soggiorno. Ecco, e potranno utilizzarla anche per lavori di investimento a favore del turismo. Questo cosa vuol dire? Che magari le parti, gli introiti da questa tassa possono essere in parte utilizzati per fare lavori sulle zone turistiche, ma tutti gli altri fondi vengono liberati per intervenire, per intervenire anche nei quartieri. Rilevo perché insomma, non è che sono un esperto del bilancio di Trieste, ma mi pare di aver letto che ha un avanzo di amministrazione, no, bello consistente ce l'hanno tutti i comuni in realtà. Se leggete il piccolo delle pagine locali vedete tutti i comuni in questo periodo pubblicano i risultati di avanzo di amministratori e ce l'hanno. Il comune di Trieste ce l'ha, credo consistente. Sento che il sindaco, l'amministrazione ha detto che saranno destinati anche per interventi sulle strade e questo assorbendo e facendo fronte a quel grande problema che si era ventilato della questione dell'ovovia, dell'anticipo dei soldi, saremo senza soldi, eccetera, eccetera. Quindi in realtà c'è una cosa anche per intervenire sulle strade e sui marciapiedi, che ovviamente è il pensiero primo del cittadino, no? Avere il marciapiede, la strada. Io sindaco l'ho fatto ed era una cosa su cui ogni sindaco deve stare sempre, avere come primo anche obiettivo, perché è quello che ti fa vedere la pulizia delle strade, la pulizia, la cura del territorio, l'intervento, fare questi interventi. Sulla questione per esempio dei lavori continuamente fatti e rifatti, c'è molto spesso, guardate, c'è una cosa che molti non sanno, che molte volte i lavori non sono fatti dal comune. Quando vedete che bucano le strade, sono fatti dalle società, dei sottoservizi, della fibra, del telefono. Quelli praticamente ti mandano una mail, in comune a noi serve rifare quella parte dal tot e non hanno, cioè è quasi una comunicazione, per cui intervengono. Una cosa, per esempio io ho fatto quando ero sindaco, era stata una specie di una modifica di un piccolo comune, per l'amore di Dio, Fogliano di Puglia, del regolamento comunale sulle manomissioni in suolo pubblico, che diceva che diceva due cose praticamente. Nel momento in cui avevamo fatto un piano di rifacimento di strade, proprio anno per anno, quindi nel momento in cui io rifaccio tutta una strada, perché faccio dei lavori importanti, in quel momento si scrive a tutti quelli che abitano in quella strada e gli si dice: ragazzi, guardate che adesso rifacciamo tutto, fate i lavori perché poi
diciamo, dovete farli adesso e scrivendo anche alle società che gestiscono i servizi. Non sempre ti rispondono, non sempre quelle ti vengono dietro, però è già un primo passo. Ci si può e provare, poi cosa succede? Che agendo sul regolamento puoi stabilire che, perché qual è il problema? Quando rompono per cambiare il cavo, sostanzialmente bucano solo in quella stretta fascia e ripristinano solo con quella cosa, no, fatta tutta a ghirigori, in maniera abbastanza che poi dura disordinata, dura, no? che poi Anche crea la buca. In realtà te dovresti imporre a chi manomette esempio l'asfalto di rifare l'asfalto per una fascia intorno al canaletto, diciamo così, 2 metri qua, 2 metri di là, e per tutta la fascia. Questo comporta delle spese in più per loro, ma ti permette di avere una strada che più o meno, cioè non avere una toppa, ma avere una fascia, che vuol dire evitare formarsi di buche e il danneggiamento della strada stessa. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Antonio Calligaris, consigliere capogruppo della Lega in Regione. Allora, per concludere il discorso sui marciapiedi e sulle buche, c'è la vignetta di Marco Inglaro. Se casca nel buso sul marciapiede un altro veccetto. Il comune ha detto che è un normale fenomeno carsico. Grazie a Marco Inglaro, però insomma è un problema reale, no? Che così preoccupa un po' tutti i sindaci o chi lo è stato, come ci raccontava adesso il nostro ospite. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno a lei, sono ancora Franco per disabili. Ancora Franco, buongiorno. Certo, mi perdoni. Sì. Volevo, in parte il dottor Caligari ha centrato l'obiettivo, solo che il problema è che lo stesso prodotto, per esempio, in un'azienda specializzata per disabili mi costa 2.500 euro, in un centro commerciale lo stesso prodotto lo pago 1.000 euro. E io con la pensione di disabilità non è che posso navigare in una maniera allucinante. Quindi si cerca ovviamente di risparmiare quanto possibile, giustamente. Tutto si risolverebbe, come ha detto giustamente il dottor Caligari, informando le camere di commercio. Può essere una cosa che lei si impegna a fare per risolvere il problema a milioni di disabili, migliaia a Trieste, per far sì che una persona non debba lottare 1 o 2 ore con un venditore che non ha la voglia nemmeno di andare su internet a leggere la legge che dice, come ha detto giustamente anche lei, qualsiasi prodotto che riesce ad agevolare la vita al disabile. È semplice da capire, non è difficile. E poi oltretutto fornendo la certificazione della commissione medica più l'autorizzazione del dottore, si sta parlando di IVA, imposta sul valore aggiunto. Se la Guardia di Finanza pensa che io sto truffando, basta solo che guarda le 2 certificazioni allegate alla fattura e mi viene a trovare per vedere se sono disabile al 100%. È semplice il concetto da capire, ma è problematico da farlo capire ai venditori che in queste situazioni non ci vogliono entrare. Ecco, grazie Franco, perché poi anche così aggiunto questo riferimento alla Guardia di Finanza vengono in mente purtroppo anche tutti i fenomeni di truffe, di raggiri. Però è vero questa cosa, ha ragione, che le cose specializzate tendono ad avere magari anche lo stesso prodotto. Oppure un caso è anche sull'acquisto online, no? Trovi la ditta specializzata che ti fa tutta la cosa dell'IVA, perché lo vedi, lo capisci, e però costa di più se vai, non so, su Amazon
No, e però dice, mandi su Amazon qualcuno, come faccio a fare le dichiarazioni? Com'è perché mi è possibile? venuto il dubbio, perché anch'io ho cercato una volta, sempre per mia madre, poi non sono riuscito a comprare, però è una cosa, ha ragione. È un problema reale. Questo bisogna... Magari proverà il Paoletti, consigliere a informarsi con i presidenti delle camere di far presente il commercio. problema, perché questo ha ragione. Allora, un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Chi è in linea con noi? Dottoressa, buongiorno, sono Vladi, buongiorno. Vladi, buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi è il 5 maggio e la festa è la ricorrenza della morte di Napoleone Bonaparte, sì. cui il Manzoni dedicò la sua ode funebre, chiamiamola così. Sì. Bene, mi chiedevo, sempre a proposito di famose poesie, eccetera, a scuola mi dicono che non se ne studiano più, non se ne imparano più. Naturalmente il Manzoni mi porta a quello che sta succedendo in questi giorni nell'ambito della cultura e delle scuole, dove stanno dibattendo sull'opportunità di studiare, di leggere I Promessi Sposi, se durante il biennio delle superiori o spostarlo al quarto anno delle superiori. Un problema di lana caprina, perché l'importante è che si leggano I Promessi Sposi, ma non come così la poesiola. Ci sono dei sentimenti molto profondi da esaminare nei Promessi Sposi, ce ne sono moltissimi, ma bisogna vedere se l'insegnante che propone I Promessi Sposi è poi pronto a sviluppare tutto quello che c'è all'interno dei Promessi Sposi. Per cui abbiamo la violenza sulle donne, abbiamo la sopraffazione, abbiamo una Chiesa che si inchina al potente di turno, abbiamo 100 cose che si devono esaminare. Ma il problema, io credo, il problema è la preparazione del docente, la preparazione del professore, della professoressa, se riesce a intervenire in quel senso. Ma poi c'è un'altra cosa che lo dico anche in un tono un po' polemico, ma comunque che andrebbe preso per quello che vale. Allora, vogliamo far leggere I Promessi Sposi al biennio, al quarto anno, eccetera. Oltre ai Promessi Sposi meravigliosi, c'è anche la Divina Commedia. Sì. Vogliamo far leggere la Divina Commedia nelle classi dove ci sono tanti bambini, tanti ragazzi islamici? Vogliamo fargliela leggere quella Divina Commedia dove sappiamo Dante cosa ha fatto di Maometto? Ecco, allora è una questione dirimente. Abbiamo visto le scuole come sono frequentate oggi e c'è un po' di tutto dentro, ma sarà difficile uscirne fino a quando non ci sarà una classe di docenti pronta a spiegare, a dire che non si tratta e poi le poesie sono meravigliose, ce ne sono tantissime e ognuna avendo sentimenti contrastanti, il sentimento dell'amore, della morte, un po' di tutto nelle poesie, quindi andrebbero studiate, andrebbero non ripetute a memoria come pappagalli, ma aperte, approfondite, insomma, sviscerate e anche attualizzate, diceva come messaggio, posto che insomma la Divina Commedia è il caposaldo, no, della nostra cultura, quindi sicuramente la insegnano dappertutto, no, in tutte le scuole, ancora oggi spero, io l'ho fatta la Divina Commedia a scuola, spero che succeda ancora, ecco. C'era questa discussione sul Manzoni, esatto. Credo fosse collegata al liceo classico, ai licei, no? Esatto, se farlo quasi come, non so, ai tempi miei era quasi una cosa monografica, i Manzoni, fissa, tutti no? i capitoli no, da leggere, c'era il commento del professore e quindi anche l'analisi di quello, come diceva il telespettatore, no, dei vari temi, eccetera. Che ora si propone di sfare in maniera più compatta, sostituire l'anno, soffermarsi su altri autori, cioè, io
condivido il fatto, cioè io sono abbastanza un tradizionalista, credo che su determinati, in determinate scuole, tipo sicuramente i licei, ci sono dei capisaldi che non andrebbero toccati, che sono la Divina Commedia, i Promessi Sposi, proprio perché fra l'altro tutte e due sono dei punti cardine nella formazione della nostra lingua, fra l'altro. Esatto, prima cosa. Ancora dopodiché, prima che della cultura, no? Esatto. Io credo che se c'è io non credo che dobbiamo troppo preoccuparci del fatto, cioè la nostra cultura, chi viene nelle nostre scuole, cioè la scuola, i licei, eccetera, non è che sono un centro commerciale dove io ti vendo quello che ti piace. No, cioè questo c'è perché questa è la nostra cultura, la nostra storia, la nostra cosa, e tu se vieni qui lo impari, cioè questo dovrebbe essere un principio secondo me abbastanza base, perché se noi dobbiamo insegnare nelle scuole solo quello che può non urtare tutte le possibili genti che possono venire qui, mi sembra che andiamo un po' in crisi e sostanzialmente snaturiamo il tutto. Poi insomma bisogna, e ricordo sempre, tutti gli argomenti, tutti gli autori, questo per i poeti, gli scrittori, ma anche i filosofi, cioè tutto quello che riguarda cultura va ovviamente attualizzata e nel nostro tempo, ma il tempo in cui veniva scritta. Chiaro. Non lo so, Cicerone aveva degli schiavi che gli facevano le cose a casa, non è che per questo non va letto. Certo, no? Cioè, è chiaro, insomma. Io ho visto il collegamento pronto con il nostro Gianluca Paladin da un luogo della città insieme all'assessore Babuder, assessore proprio alla pianificazione del territorio. Allora diamogli subito la linea. A te la linea Gianluca, e buongiorno anche all'assessore Babuder. Grazie di nuovo Laura, buongiorno all'assessore Michele Babuder, assessore alle politiche del territorio, ben trovato, e anzi grazie perché adesso ci spiegherà alcuni lavori in corso. Buongiorno a voi, non so chi ci sia in studio ma saluto sempre tutti con entusiasmo. Antonio Calligaris. Non lo so neanche io in realtà Laura, perché Antonio mi sono collegato. Il consigliere Antonio Calligaris che salutiamo ovviamente. Sì, ci siamo collegati perché siamo sulla scalinata Reni, che come potete vedere ci sono i lavori in corso in questo momento con gli operai operativi per rifare la scalinata, ma l'ho detto in maniera molto banale, in realtà è molto di più, assessore, giusto? Noi abbiamo iniziato lo scorso anno, fine 23, poi 24 e 25, a dare una sorta di stanziamento annuo per il rifacimento delle scalinate che a Trieste hanno una particolare importanza e soprattutto una loro funzionalità perché collegano rioni saliscendi. Questa ne è una fondamentale, spesso è stata l'attenzione della cronaca. Scala Reni, che ovviamente collega la piazza Carlo Alberto con le sottostanti rive. Da qui abbiamo iniziato un cospicuo intervento di rifacimento ovviamente di quelli che sono i piani di calpestio, ma anche di opere più intrinseche, più importanti, come ad esempio la raccolta delle acque meteoriche. Lungo tutta la scala è stata posata una tubazione proprio per la raccolta delle acque piovane che una volta non era previsto, delle nuove griglie come potete vedere alle mie spalle, e quindi anche evitando quelli che sono dei problemi poi di dilavamento verso la parte inferiore. È uno di quei 10 interventi previsti in quest'anno, per cui i cantieri poi si sposteranno man mano in diverse zone della città, da Roiano a San Luigi, dove peraltro a San Luigi e Viale è in corso anche l'intervento sulla scala Pindemonte e su tutto quello che è il muraglione che
che era franato da diversi anni proprio purtroppo come in altre zone per la crescita delle alberature e anche per l'aumento di quelli che sono i carichi sulle vie soprastanti. Su cosa appoggeranno i piedi dunque quando sarà ultimato il lavoro? Ultimato questa parte dei sottoservizi ci sarà un cemento con una tonalità grigia, drenante, soprattutto in corrispondenza di quello che è il grande bagolare che abbiamo inteso mantenere. Spesso, anche prima, ho sentito parlare di quasi un'amministrazione che si diletta nell'abbattere alberi. Ecco, non è proprio così, vedete, l'avete visto anche in Scala Dublino, dove la furia del vento ovviamente su delle alberature che per me potevano essere anche oggetto di abbattimento precedente, ovviamente hanno causato un danno maggiore rispetto a quello che poteva essere diciamo il lieve di quell'albero stesso. In Via dell'Agro qualche giorno fa è stato abbattuto un albero non per ragioni estetiche o funzionali alla realizzazione di un parcheggio, bensì perché le radici hanno completamente rovinato quella che era il sistema fognario sottostante, quindi ci sono scelte oculate tecniche, non certo politiche. Rimando al mittente ovviamente quelle che sono le polemiche che vogliono inquadrare un'amministrazione quasi che si diletti e si diverta ad abbattere alberatura. Ecco, Mi sta rispondendo la consigliera Richetti che aveva portato la segnalazione in studio proprio stamattina. Ma io capisco bene che ci siano delle necessità ovviamente di visibilità, ma sono aspetti che sono prevalentemente tecnici. Nel Giardino della Maddalena qualche settimana fa è stato levato un albero il cui interno era completamente vuoto, quindi potete ben capire che la tenuta di quelle alberature era a rischio ed è altrettanto più a rischio la vita delle persone che magari sotto quell'alberatura leggevano o si fermavano sulle panchine, per cui sono scelte obbligate in alcuni casi, in altri non sono certamente dettate da interventi edilizi, perlomeno per quanto riguarda il verde pubblico dell'amministrazione comunale. Assessore, un'ultima domanda, ci sono già delle tempistiche definite per questo lavoro a cui stiamo assistendo? Questo intervento è iniziato adesso con la terza settimana, prevedo almeno altre 3 settimane di lavori, però è una ditta che sta lavorando molto bene, che l'ha fatto in maniera celere, anche perché abbiamo inteso utilizzare ovviamente e spendere questo tempo quando in primavera sono meno frequenti i tempi cattivi. Grazie Assessore, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata e un saluto agli ospiti e a Laura. Allora, grazie a voi dallo studio e vi restituisco la linea. Riprendiamo la linea per darla subito alla pubblicità, a fra pochissimo. Ancora in diretta per l'ultima parte della nostra trasmissione. Allora, Antonio Calligaris, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Il Consiglio regionale si occuperà presto, no, nuovamente delle province. Ieri se ne è occupato il CAL, il Consiglio appunto delle autonomie locali, dando via libera a questa nuova riforma che vede il ritorno degli enti elettivi, ma con anche delle novità. Sì, intanto volevo far notare proprio il vostro collegamento al servizio, che è quello con l'assessore Babudar, proprio l'assessore competente. Giustamente ha detto abbiamo un piano per rifare le salite, confermava quello che diceva per rifarle tutte, risistemare, no? Quindi questo vuol dire un processo che va in tutti i quartieri e le zone, no? E poi va fatto ricordare, non si riuscirà mai a fare tutto, ma l'importante è fare ogni anno degli interventi. E ha detto una cosa importantissima, così sistemeremo anche la questione dei dilavamenti, che è uno dei problemi rispetto a quelle strutture lì, che quando arriva la pioggia porta sotto anche tutta una serie di altre cose che intasano, no, le caditoie nella parte bassa, e poi ci sono i vari problemi, insomma, quindi questo è il modo di operare di un'amministrazione. Le province, allora cosa succede? Che ente intermedio. L'ente intermedio di tipo elettivo, ieri c'è stata la seduta del CAL perché il disegno di legge della Giunta è una delle fasi preparatoria, cioè le grandi leggi passano prima al CAL che esprime un parere e poi si avviano
verso il Consiglio regionale, quindi alla Commissione quinta in questo caso, e poi all'Aula. Quindi è previsto una tempistica che sarà, insomma, diciamo entro l'estate probabilmente, questa legge di istituzione delle province. Adesso stiamo parlando solo delle istituzioni. In questi giorni si è parlato un po' di legge elettorale, che non è che andrà adesso in Consiglio regionale, voglio ricordarlo, quella sarà oggetto di una legge diversa, un'altra legge che arriverà e avrà tutta la sua procedura, diciamo, in autunno, insomma, settembre, ottobre, una cosa del genere. E quindi ieri c'è stata questa che riguarda l'istituzione, quindi si parla di regolamento di funzionamento del nuovo ente, e funzioni, ambiti futuri, e c'è stata un po' forse da parte del vice sindaco di Udine qualche uscita un po' forse, diciamo così, un po' così, cioè, allora cosa succede? Questo è un argomento e un tema che fa parte della ricostituzione delle province e il reinserimento nel nostro sistema istituzionale regionale su cui il centrodestra porta avanti dal 2018. Ci sono volute il procedimento di revisione costituzionale del nostro statuto, quindi 4 voti alle Camere, Senato e Camera dei Deputati, l'ultima è stata penso in gennaio, e quindi adesso si procede, no? Finalmente abbiamo avuto questo procedimento e ora si può partire a livello regionale a riempire, insomma, di contenuti questo nuovo ente. Ora, questo nuovo ente, la legge istitutiva, parte con delle funzioni che sono più o meno le funzioni che hanno le province che sono rimaste nel resto d'Italia e che non sono elettive. Quindi... Per cui si parla di edilizia scolastica e strade sovracomunali, tutta una serie di piccole funzioni, sì, questo è vero, e poi una funzione ulteriore che è quella di assistenza ai comuni nelle procedure di esproprio, nelle gare di servizi e opere, no? Che è quello che era il tema che, fra l'altro, tanti dell'opposizione dicono, cioè Venanzi dice questi enti non servono a niente, bisogna aiutare i comuni a fare le gare, certo ci sarà la provincia, lui dice cosa serve costruire la provincia se c'è l'EDR? Allora, queste sono le funzioni di partenza. Poi questo DDL, articolo 35, se ricordo bene, comma 5, si dice: con successiva legge regionale di settore verranno trasferite ulteriori funzioni in questi ambiti: gestione del territorio, ambiente, attività produttive, cultura, sport, sociale, praticamente tutti. Solo questa, cioè cosa si fa adesso? Si crea uno scheletro e poi e si parte con quello che c'è già, trasformando l'EDR in provincia, e poi si aggiungeranno funzioni. Perché questo? Perché? Allora, perché un ente, creare un ente e farlo funzionare dall'inizio senza contraccolpi e senza caos è una cosa molto difficile. Per questo DDL è molto intelligente e molto parte da questo presupposto. Cioè cosa dice? Quando noi diremo che la provincia si occuperà di pianificazione del territorio sovracomunale, provinciale, di ambito, o si occuperà di lavori pubblici di ambito, è necessario, nel momento in cui noi diciamo tu fai qui, che noi abbiamo già a disposizione o abbiamo ben chiaro e ben stabilito il personale che se ne occuperà, i soldi che servono e l'immobile dove questi ci staranno. Perché questo? Perché non tutti se lo ricordano, ma io l'ho vissuto quando ero sindaco.
Quando il centro-sinistra ha fatto le UTI, cioè ha eliminato la provincia, gli unici in Italia, e ha costituito ste robe che erano le UTI. Allora ha detto, esistono le UTI, da oggi, anzi dal 1° giugno, faranno la gestione del territorio o si occuperanno di ambiente. Bene, hanno bellissimo, approvata la legge in Consiglio regionale, grandi titoli di giornali, risparmieremo, siamo avanzati, è il futuro. Il 3 giugno, perché il 2 è festa, non c'era un impiegato, non c'era che rispondesse al telefono, non c'era nemmeno l'edificio e non c'erano i soldi per fare niente. No? E quindi questo ha creato il caos e il disastro. Quindi questa legge è costruita così per fare un passaggio graduale di funzioni dalla regione, che se l'era prese dalla provincia, aggiungerne altre e creare un passaggio graduale e senza scossoni e fatto in maniera intelligente per avere un'amministrazione che si occupa di problemi del territorio in maniera più vicina del territorio e occupandosi dei problemi di un territorio, non so, la provincia di Trieste, la provincia di Gorizia, noi riteniamo che chi lo fa debba essere scelto dai suoi cittadini. E quindi ritorna perché il cittadino, e ritorniamo sui marciapiedi e le strade, no? Allora, per cosa serve? C'è l'EDR? No, noi vogliamo che ci sia una roba che si chiama provincia, dove il cittadino o si può andare a dire al presidente della provincia, caro presidente di provincia, sulla strada provinciale da Trieste a Basovizza l'erba fa schifo, va tagliata, no? O quella strada va rifatta, o bisogna fare qualcosa sulla cultura, cioè c'è la pressione e il controllo, perché quello amministra soldi pubblici, è più vicino ai cittadini e, attenzione, quella roba lì, abbiamo visto, non la fa il sindaco di Trieste. Non la fa il sindaco di Trieste delegato insieme con gli altri sindaci. Perché? Perché il ragionamento è questo. Io sono il sindaco di Trieste, io sono il sindaco di Fogliano, mi occupo del territorio UTI, ma io rispondo ai miei cittadini, quindi sarò sempre occupato, no, a rispondere al mio cittadino. Io risponderò e il cittadino di Fogliano verrà sempre prima del cittadino di San Pier. È chiaro, no, è chiaro, c'è un ragionamento sopra, brutto magari, ma è umano ed è così, cioè, quindi questo è tutto il senso di questa operazione. Allora torneremo sicuramente a parlarne perché l'iter poi sarà lungo e quindi io ringrazio. Per trasferire le funzioni credo che avremo 1 anno o 2 addirittura di discussione. Grazie ad Antonio Calligaris, torni a trovarci qui a Sveglia Trieste. Allora. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata a tutti.